Benvenuti. Contenta di essere in questa sede che è un fiore all'occhiello del Veneto, possiamo definirla pacificamente la patria della multidisciplinarietà. E parliamo anche di questo oggi in questa lunga giornata di lavori che potrebbero essere, come dire, fondati su due parole chiave. Una è l'opportunità, perché nell'opportunità, tante opportunità si possono trovare all'interno della diversità, bisogna saperle cogliere e soprattutto valorizzarle. L'altra parola chiave di questa giornata la possiamo definirla, possiamo chiamarla, possiamo dire è la dignità, e per questo, pensando un po' ai fili conduttori di questa giornata, vorrei cominciare citando delle parole importanti, delicate, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono state pronunciate in un periodo difficilissimo per tutti. Era il periodo del Covid e volse lo sguardo il Presidente proprio a chi era più in difficoltà. Eravamo tutti in difficoltà, c'era qualcuno che era più in difficoltà. E disse che il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione, ma soprattutto reddito e occupazione. Quindi, in un'unica parola, dignità. Partiamo da questo, diamo inizio ai lavori. Do subito la parola a Don Miguel Tofful, che è il rappresentante della delegazione europea di San Giovanni, Calabria. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo davvero felici che la Regione Veneto abbia scelto il nostro centro, il centro polifunzionale Don Calabria, come sede di un evento così importante che ci raduna oggi tutti qui. Porto i saluti di Fratel Gedovar Nazari, presidente dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, che per un inaspettato impegno non ha potuto partecipare oggi. E porto i saluti anche di tutta la congregazione del nostro Superiore Generale e di tutta l'Opera Don Calabria. Il tema di questo evento è molto pertinente in questo luogo, nel nostro centro, che da decenni concentra il proprio intervento a favore della persona con disabilità e della sua famiglia. Il focus è sempre stato quello di aggiungere valore al proprio servizio sviluppando la polifunzionalità come elemento caratterizzante. La presa in carico completa dei bisogni della persona coinvolge aspetti nell'ambito della sua salute, della sua formazione ed educazione, del contesto sociale e abitativo, dell'ambiente lavorativo o di impegno o di impiego. Un contesto complesso e articolato che si pone come interlocutore del territorio nella missione di sostenere la persona e le persone più fragili, percorrendo la strada indicata dal nostro fondatore, Don Calabria, che ci vuole mano della sua provvidenza. Il rispetto di questa essere mani della provvidenza e di questa collaborazione e sinergia, lui scriveva così: facciamo gran conto di quel poco che la provvidenza ci assegna e avremo collaborato nel divino lavoro per il progresso dell'umanità. Sempre, ma specialmente adesso, l'umanità ha bisogno di mettersi strettamente unita per fare del bene alla persona, specialmente la più povera e fragile. Sin dall'inizio Don Calabria si prendeva cura della persona povera e fragile con uno sguardo olistico, coinvolgendo le persone in una sinergia
però mettendo sempre la persona al centro, senza dimenticare questo aspetto importantissimo. Anche oggi noi siamo chiamati a continuare questa missione come centro polifunzionale Don Calabria, ma penso che tutti siamo qui oggi rappresentando questa sinergia, ponendo al centro la persona e i suoi bisogni. Siamo orgogliosi di questa opportunità di ospitarvi, facciamo i nostri migliori auguri di una giornata di lavoro e condivisione proficua. Benvenuti e buon lavoro. Grazie. Grazie Don Miguel. E un altro saluto istituzionale, grazie all'assessore Emanuela Lanzarina, assessore regionale, lo sapete, alla sanità, ai servizi sociali, alla programmazione sociosanitaria della Regione del Veneto. Benvenuta, grazie. Ma parlo in piedi. Sì, buongiorno. Buongiorno, io molto volentieri porto il mio saluto a questo importante appuntamento, insomma, questo appuntamento che è diventato un appuntamento che di anno in anno, insomma, si rinnova e che mette in evidenza come, credo che questo sia il concetto principale, come oggi la multidisciplinarità sia fondamentale. Non a caso, insomma, vediamo oggi, in questo momento c'è il saluto dell'assessore alle politiche sociali, arriverà l'assessore al lavoro, e quindi in questa ottica di multidisciplinarità, quando parliamo appunto di persone con disabilità o quando parliamo di persone fragili, perché poi oggi parliamo di inserimento lavorativo di persone con disabilità, però voi sapete, insomma, che poi il mondo dell'inserimento lavorativo è un mondo che coinvolge anche tantissimi altri target di persone, siccome parlo a una platea di terzo settore, di enti gestori, insomma, che conoscono molto bene qual è la diversità e la diversificazione rispetto alle categorie di persone a cui ci indirizziamo. Credo che sia oggi più che mai molto puntuale, insomma, questo appuntamento, perché voi sapete, insomma, arriviamo anche a pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultimo decreto della legge delega sulla disabilità, legge delega fortemente voluta che ha chiuso il percorso appunto legislativo e che deve entrare nella piena sperimentazione ed entrerà nella piena sperimentazione nel 2025, e parla di progetto di vita. E il progetto di vita, quando noi parliamo di disabilità, è imprescindibile, e lo dico spesso e lo ripeto, da due concetti fondamentali, che sono quello dell'inserimento lavorativo, e quindi la possibilità di dare alla persona di fare un percorso formativo e poi di inserimento lavorativo, e dell'autonomia abitativa ove possibile. Chiaramente sappiamo che quando parliamo di persone con disabilità non sempre l'autonomia abitativa è possibile, ma questi sono i due fari, i due concetti che ci accompagnano, non solo perché arrivano da quelli che sono i dettami della Convenzione dell'ONU, ma perché quando parliamo, e mi ritorno alle parole che si dicevano prima, di centralità della persona, di dignità alla persona, sicuramente l'inserimento lavorativo e, se possibile, anche l'autonomia abitativa sono i due concetti principali, ed è quindi molto importante che ci sia oggi in Regione Veneto, ma in generale, insomma, degli indirizzi ben precisi che mettono in evidenza questi due fattori. La Regione Veneto, e quindi io parlo da assessore ai servizi sociali, con quelle che sono le linee, insomma, che noi mettiamo in atto da molto tempo, poi i numeri, insomma, saranno esplicitati in maniera più approfondita dal dottor Spano. Oggi ha sicuramente delle linee che sono delle linee che voi conoscete molto bene, sono le linee dettate da quella che è oggi l'organizzazione con le aziende sanitarie, con i SIL, con gli inserimenti, i tirocini lavorativi, diciamo così, gli interventi innovativi sperimentali. Qui vedo e mi rivolgo di nuovo alla platea, agli enti gestori, insomma al terzo settore, che quando parliamo di disabilità è la colonna portante dei servizi, perché senza quelli che sono oggi i soggetti
attuatori, i soggetti gestori e quindi il mondo, la grande famiglia del terzo settore, la cooperazione sociale, l'associazionismo, non solo, oggi sicuramente in questo settore non riusciremo a mettere in campo anche quella innovazione e soprattutto quelle possibilità e diversificazioni che oggi ci sono. E quindi mi rifaccio anche a tantissimi oggi progetti innovativi che ci sono e che sono oggi un po' diciamo alla base di quella che è la programmazione futura, e penso a progetti innovativi di inserimento lavorativo legati alla 739, penso ai progetti innovativi legati alle fattorie sociali che hanno un'importanza per noi molto strategica e che si diversificano, penso a progetti innovativi anche legati in parte, anche se sappiamo, insomma ce lo siamo detti molto spesso, la legge del dopo di noi deve essere rivista, deve essere manutentata e il legislatore nazionale sappiamo lo saprà fare, ma anche in quel percorso ci sono dei progetti che vanno nella direzione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, proprio in quest'ottica insomma di mettere al centro della persona, di dare alla persona delle possibilità e di aiutarla nel percorso, perché poi noi sappiamo che il lavoro non solo dà dignità, non solo riabilita, rieduca, ma effettivamente ci dà delle possibilità che sono delle possibilità trasversali. Quindi io ringrazio la direzione lavoro, ringrazio Veneto Lavoro insomma, che ha organizzato questo evento che mette insieme oggi tutti gli attori, che mette insieme tutte le componenti proprio nel cercare anche di leggere quella che è oggi la fotografia sociale, la fotografia insomma, che abbiamo di fronte, quelle che sono le prospettive, quelle che sono le sfide. Ma io credo che mettendo al centro i due concetti che dicevo prima, quindi l'inserimento lavorativo, la dignità della persona, l'autonomia abitativa, la possibilità insomma, di spaziare e di avere uguali opportunità, sicuramente oggi non solo parliamo da un punto di vista morale e etico, ma andiamo anche incontro a quelli che sono insomma, e che richiamiamo molto spesso i dettami della Convenzione dell'ONU. Io vi auguro una buona giornata, so che sarà una giornata proficua di confronto anche rispetto a quelle che sono le tematiche, a quelle che sono oggi le varie progettualità, i vari indirizzi che Regione Veneto sta mettendo in campo. Mi scuso ma dovrò assentarmi perché sono chiamata ad altri due impegni sempre legati al mondo della sanità e del sociale. Grazie e buona giornata. Grazie Assessore. Allora, per accompagnarla in questa giornata il centro ha voluto farle un piccolo omaggio primaverile, sperando che appunto la primavera arrivi decisa. Ancora grazie per i saluti iniziali. Adesso entriamo nel vivo dei lavori. Abbiamo detto opportunità, dignità, inclusione sociale, percorsi lavorativi possibili. Cominciamo a conoscere quali possibili percorsi. Lo facciamo con Santo Romano, direttore area politiche economiche, capitale umano, programmazione comunitaria della Regione del Veneto. Invito ad accomodarsi anche Pierangelo Spano, direttore della direzione dei servizi sociali della Regione del Veneto. Arriverà con un pizzico di ritardo per i problemi di viabilità e di trasporto che si sono verificati in queste ore il dottor Massimo Temussi, che è il direttore generale delle politiche attive per il lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui lo attendiamo sperando che arrivi quanto prima possibile. Intanto subito la parola a Santo Romano. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Sono ospite, però insomma mi sento di dire benvenuti perché insomma abbiamo fatto insomma insieme al dottor Agostinetti e al dottor Baroni la scelta di venire in questo bellissimo centro, magari qualcuno di voi non lo conosceva. Come sapete tantissime attività, abbiamo comunque circa 100 ragazze che fanno percorsi in 2 centri di formazione professionale, uno qui vicino. E sono ragazzi che hanno una disabilità più o meno grave, insomma, e poi ovviamente il senso di essere qui è perché, come ha detto adesso poco fa l'assessore Lanzarin, l'obiettivo che abbiamo da molti anni, ma insomma che anche abbiamo credo rafforzato nell'ultimo periodo, è quello di avere
sempre più integrazione sociosanitaria e lavorativa, e quindi è questo il motivo per cui abbiamo scelto di venire qui oggi. Il secondo punto che voglio sottolineare, prima insomma di vedere brevemente alcune slide, è quello del dialogo con il territorio che abbiamo sempre avuto, che stiamo cercando ovviamente sempre di mantenere. Abbiamo una commissione regionale per la gestione del fondo disabili che è qui rappresentata, che saluto insomma anche diversi componenti, che credo funzioni bene. È uno strumento con il quale, diciamo, le scelte che la Giunta regionale ha fatto e che poi insomma l'atto principale si traducono nel programma regionale per le persone con disabilità, sono fatte con la condivisione, ma direi non solo con la condivisione, ma nascono all'interno della Commissione regionale per il fondo disabili. Credo che vada assolutamente sottolineato. Ovviamente quando facciamo questi eventi annuali, devo avvicinarmi? Sì. Quando facciamo queste conferenze annuali è uno sforzo a livello organizzativo, quindi ringrazio la direzione lavoro, Veneto Lavoro per l'organizzazione, però credo che sia molto importante. Infatti dopo qualche anno l'abbiamo saltata, di la verità, adesso invece la facciamo regolarmente perché riteniamo che sia molto importante fare il punto, e anche un momento ovviamente di riflessione anche per noi, perché poi gli interventi che poi ci saranno ci danno modo ovviamente di vedere dati, ma anche di fare delle riflessioni, dei ragionamenti che non sono solo quelli che facciamo all'interno della Commissione regionale per il fondo disabile. Quindi vi ringrazio della presenza, permettetemi solo di ringraziare il direttore generale di INPS, Filippo Pagano, che è qui, insomma, che non è previsto tra i relatori, anche se io ho detto se voleva parlare, ma mi ha detto di no, però insomma ci tengo a ringraziarlo, ovviamente ringrazio tutti voi. Allora, velocemente, insomma, alcune considerazioni, perché poi sarete, insomma, un po', ci saranno tante presentazioni, quindi insomma una serie di riflessioni. Parliamo del programma 2023-2024, e ovviamente il programma è finanziato, come sapete, dalle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità. Definisce misure e iniziative che hanno l'obiettivo di favorire l'inserimento e la stabilità lavorativa delle persone con disabilità. Gli obiettivi macro del programma sono 3: confermare l'adozione di un modello unitario di presa in carico delle persone disoccupate, adeguare il quadro normativo regionale e le procedure operative all'evoluzione del contesto normativo nazionale, e integrare le procedure, gli strumenti e i servizi al lavoro per la gestione dell'utenza, delle persone, assicurando, o almeno insomma avendo l'obiettivo di assicurare, diciamo così, l'uguaglianza e le pari opportunità di accesso al lavoro per promuovere la piena inclusione sociale e lavorativa. Questo principio ovviamente è un principio che non abbiamo soltanto all'interno del programma regionale per le persone con disabilità, ma ad esempio abbiamo anche previsto all'interno della programmazione, in particolare del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, che per la prima volta peraltro vede anche non solo specifiche risorse, perché già prima c'erano per l'inclusione sociale, ma specificazioni che sono, diciamo, di competenze dell'assessorato dei servizi sociali, dimostrazione insomma che quello che diciamo poi non è che sono solo parole, ma si traducono poi effettivamente in azioni che la Giunta regionale sta attuando in collaborazione con il territorio. Nuova articolazione del programma: abbiamo inserito un'azione nuova che voglio spiegare, che vedete in alto nella slide, che sono interventi di comunicazione e di promozione delle misure. Questo l'abbiamo fatto perché, nonostante tutti gli sforzi che facciamo e che fate, perché molti di voi sono operatori, c'è comunque un'insufficienza di conoscenze, quindi aver inserito la comunicazione serve proprio all'obiettivo di far conoscere di più alle imprese gli strumenti che sono messi a disposizione dal fondo. Sono previsti poi 5 azioni: interventi di sistema, che adesso poi vedremo, incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro, promozione di esperienze e misure di politica attiva, sostegno finanziario per la partecipazione ai percorsi di istruzione e formazione, e interventi per autoimpiego. Allora, interventi di sistema li vedete. La prima riguarda la profilazione qualitativa del lavoratore con disabilità e la certificazione delle competenze. L'obiettivo di questa azione è il miglioramento del modo in cui vengono identificati i bisogni delle persone, e questo è un punto fondamentale. Vedete qui insomma
i colleghi della direzione lavoro, che ringrazio, hanno anche inserito appunto le novità in fase di avvio. La seconda riguarda gli interventi di formazione per l'istituzione della figura responsabile di inserimento lavorativo, e qui l'obiettivo è quello di promuovere la cultura del disability management e quindi di avere un'offerta più articolata. E il terzo riguarda il monitoraggio e la valutazione. Questo è fondamentale per chi fa programmazione. La Regione principalmente fa programmazione. È chiaro che il monitoraggio e la valutazione sono necessari per andare a vedere se abbiamo programmato e fatto le scelte giuste, ma non solo, ma dobbiamo andare a vedere poi se effettivamente hanno avuto le ricadute che pensavamo avessero quando abbiamo fatto la programmazione. Quindi questo è un punto fondamentale che peraltro ovviamente inseriamo in tutti gli interventi che facciamo su qualsiasi fonte di finanziamento. La seconda linea riguarda gli incentivi e le agevolazioni per i datori di lavoro, e qui parliamo di 3 linee: contributi per l'adattamento del posto di lavoro, e quindi rimozione di barriere architettoniche, acquisto di ausili e strumentazioni, nuova organizzazione del lavoro, interventi formativi. Ovviamente non è così facile poi utilizzare queste risorse come sappiamo, ed è per quello insomma che prevediamo anche una maggiore comunicazione sul piano di quest'anno. Incentivi all'occupazione per assunzione di persone con disabilità, con contratto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, distinguendo le persone che hanno una disabilità fino al 67% o oltre il 67%. E poi incentivi per la transizione occupazionale dalle cooperative sociali verso il mondo delle aziende del profit, quindi favorire il passaggio tramite appunto incentivi alle cooperative sociali. La linea 3, promozione di esperienze e misure di politica attiva. Qui abbiamo previsto il voucher per il lavoro per le persone con disabilità, che diventerà l'unico strumento poi che utilizzeremo. È uno strumento flessibile, o almeno insomma nel nostro auspicio è uno strumento flessibile, per condurre l'occupazione alle persone con disabilità. Poi sosteniamo la redazione di tirocini promossi dai servizi dei SIL, delle nostre ULS. Diamo contributi agli enti accreditati alla formazione dei servizi per il lavoro, per appunto realizzare politiche del lavoro, per avere possibilità di intervenire sia sugli strumenti o sugli ausili anche dal punto di vista dei servizi. E poi diamo contributi finalizzati alla partecipazione a corsi per il centralista telefonico non vedente. La linea 4, sostegno finanziario per la partecipazione a percorsi di istruzione e formazione. Qui abbiamo previsto per il secondo anno, mi sembra, la possibilità di sostenere gli studenti con disabilità che scelgono di frequentare scuole secondarie di secondo grado, in particolare tramite appunto il sostegno che la Regione dà con il buono scuola. Prevediamo interventi per favorire la transizione scuola-lavoro. Diamo contributi agli studenti iscritti ai percorsi di formazione superiore e ai tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche, e poi sosteniamo le persone con disabilità che scelgono di fare percorsi di formazione iniziale nei nostri centri di formazione iniziale, che come sapete sono riconosciuti e anche sostenuti dalla Regione Veneto. E poi la linea 5, interventi sperimentali di sostegno all'imprenditorialità delle persone con disabilità. Quindi insomma, anche scorrendo velocemente queste azioni, per chi insomma non è esperto, si vede quanto ampio è l'intervento e anche quanto è aumentato negli ultimi anni. Insomma, molti di questi interventi nel piano di qualche anno fa non erano previsti, quindi abbiamo ampliato molto anche le possibili azioni che il piano sostiene. Qui vediamo alcuni dati, un focus su alcuni dati, perché poi ce ne saranno anche altri nelle presentazioni successive. In particolare i contributi per l'adattamento del posto di lavoro. Vedete un po' le cifre, non sono così alte, no? Anche la riflessione che facevo anche prima. Il colore blu sono l'adattamento del posto di lavoro e il colore arancio è la formazione richiesta dalle aziende. Nella parte destra della slide invece vedete gli incentivi all'occupazione per assunzione con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il dato è in crescita,
sia per il tempo indeterminato che per il tempo determinato, in particolare per il tempo indeterminato, perché vedete nel 2023 siamo a circa 2 milioni di incentivi per il tempo determinato e a poco più di 1 milione per il tempo determinato, però sicuramente c'è un dato che è in crescita. Parlavo prima del voucher per il lavoro, quindi strumento flessibile. Abbiamo il cosiddetto voucher rafforzato, a luglio 2023 2.750 circa beneficiari e oltre 7.000 interventi di politiche attive attivate, vedete soprattutto di supporto specialistico e di formazione. Poi ovviamente tutti i dati saranno resi disponibili, quindi insomma li metteremo tutte le presentazioni disponibili se volete poi approfondire. Tirocini, quindi sostegno alla redazione di tirocini promossi dai SIL, vedete i numeri, tirocini di insegnamento SIL oltre 1.250, 4.720 tirocini inclusi nel SIL, tirocini di inserimento fatti dai nostri centri per l'impiego oltre 1.000, altri tirocini 2005, quindi totale insomma siamo oltre 9.600 tirocini complessivamente promossi. Interventi a sostegno degli studenti con disabilità, vedevamo prima che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, i buoni scuola. Qui sostanzialmente abbiamo messo in disponibilità circa 1 milione di euro e vedete i numeri, insomma siamo ormai stabili su 500-600 ragazzi con disabilità che possono frequentare queste scuole grazie insomma, al sostegno che diamo col buono scuola, che per questa parte è finanziato con il fondo disabili. Interventi per fare la transizione scuola e lavoro, vedete le risorse, sono insomma in calo rispetto al 21-22, comunque insomma diciamo 200 studenti l'anno scorso, quest'anno circa 150 studenti. E qui sono i ragazzi appunto che frequentano i percorsi di formazione iniziale, 23 corsi, quindi 600 circa ragazze e ragazzi che frequentano questi percorsi, circa 7 milioni di euro di impegno che utilizziamo del fondo. L'ultima slide, interventi che realizziamo tramite il programma GOL. Sapete che il programma GOL è previsto all'interno del PNRR, che ha peraltro insomma, risorse importanti. Dopo arriverà insomma, l'amico e collega direttore generale del Ministero del Lavoro Massimo Temussi, che credo sia appena arrivato a Verona da Roma, e quindi sicuramente poi darà insomma, anche altri dati con però numeri e target molto importanti, che devo dire insomma, in Veneto per ora abbiamo sempre raggiunto. Comunque insomma 11.100 beneficiari con disabilità, 8.900 erotti presi in carico nel 2023, di cui oltre 4.900 con uno o più interventi di PAL. Poi ovviamente insomma avete il dettaglio che adesso non vi preoccupate, non vi li illustro perché sennò sono troppi dati, però insomma questo per dire anche su questa versante qual è l'impegno, insomma, e anche quali sono insomma direi finora i risultati che abbiamo raggiunto. Grazie. Grazie a lei. Allora, grazie a Santo Romano, insomma un quadro molto complesso, un grande lavoro di reperimento delle risorse ma anche di investimento di queste risorse. Questo a prova del fatto che bisogna credere nei progetti, bisogna dare vita alle opportunità, utilizzare al meglio tutte le risorse a disposizione, e comunque l'integrazione, anche l'integrazione nell'ambito lavorativo, non è mai a costo zero. Passo la parola anche in tal senso a Pierangelo Spano, ripeto, il direttore della direzione dei servizi sociali della Regione del Veneto, che ci parlerà appunto di inclusione sociale innanzitutto. Grazie. Grazie e un buongiorno a tutti. È davvero con vero piacere che intervengo in questa importante giornata e ci dimostra come anche il titolo che ho scelto per questo intervento, la sfida che abbiamo di fronte è una sfida davvero che coinvolge tutti e per la quale ognuno deve portare il contributo determinante, perché come emergeva già anche dai dati presentati dal dottor Romano, c'è davvero
l'esigenza di portare a fattor comune tutta una serie di strumenti immaginati con un obiettivo, ma che poi devono potersi ricomporre in dei progetti che poi la legge delega, insomma, con l'ultimo decreto approvato, ha definitivamente affermato come un progetto di vita. Quindi se noi puntiamo a dare piena contezza al principio dell'inclusione su tutto l'arco della vita, dobbiamo proprio immaginarci un esercizio articolato e di per sé complesso perché coinvolge soggetti diversi, strumenti diversi e una evoluzione. Questo, se devo dire, è proprio una delle cifre distintive tra come abbiamo immaginato anche in una certa fase storica la risposta a certi bisogni, in maniera un po', non dico statica, ma tendenzialmente definitiva. Il progetto di vita, lavorare su una prospettiva che appunto abbia stagioni diverse, porta con sé la necessità di avere una flessibilità, una dinamicità, un'evolutività. E questo proprio per dare pieno rispetto ai diritti delle persone anche con disabilità e alle loro capacità e ai loro bisogni. Quindi ruberò poco tempo a questa mattinata intensa, ma con l'obiettivo di portare alcuni elementi che ci aiutino a capire da dove partiamo, perché poi se è chiara l'indicazione di dove vogliamo andare, bisogna avere anche una definitiva chiarezza del punto da cui partiamo. I dati di quello che dal mondo del lavoro è venuto incontro alla disabilità sono stati esposti e anche, credo anche su questo si sia accolta bene, insomma, una certa dinamicità, una effervescenza quasi di risorse, strumenti e opportunità. Sul versante sociale, appunto, abbiamo bisogno di inquadrare questa effervescenza partendo da quella che è stata un nucleo di risposta ancorata a un bisogno sanitario. Quindi qui mi scuso già con voi, il tentativo di mettere tante informazioni in un'unica immagine forse non ha reso giustizia alla complessità, ma provo a illustrarla, no? Il primo livello del grafico distingue quelle che sono le tipologie di risposta. Quindi quando siamo in un ambito sanitario parliamo di unità di offerta e quindi evochiamo un concetto di standard, di accreditamento, di enti gestori, e abbiamo in quel rettangolo verde 9.950 persone coinvolte all'interno di questa risposta che diciamo è di matrice sanitaria, sociosanitaria per essere più corretti. A questa, come vedete, si affiancano altre forme di risposta che si muovono dall'idea dell'unità di offerta e vanno incontro all'idea del progetto, che quindi non ha sempre tutti i vincoli dello standard, dell'accreditamento, ma che di più incontra la possibilità di condividere contenuti, iniziative, risorse. Siamo nella stagione in cui la coprogettazione è davvero il mantra che ci accompagna non solo a un dialogo virtuoso tra pubblico e terzo settore, ma anche proprio nella lettura dei bisogni e delle potenzialità di tutti i territori che sono per definizione differenziati. L'integrazione, quindi il SIL, e qui i più acuti tra voi si staranno chiedendo ma perché il dottor Romano ha detto 9.000 e il dottor Spano dice 7.000? Ve lo spiego, così vi togliamo il dubbio che ci siamo sbagliati. C'è quella quota finale sui 2.000 erotti utenti coinvolti negli altri progetti che noi non riusciamo a fotografare rispetto ai dati, ma sul resto invece il numero combacia. E questo per darvi anche quindi un'entità, no? Ci sono sostanzialmente 20.000 persone e una metà sta in un contesto protetto, sociosanitario, e un'equivalente quota sta invece in una dimensione, diciamo, più fluida, più sussidiaria, ma anche più coinvolgente, e che nella prospettiva di quello che la legge delega ha proposto, appunto questa idea del progetto di vita, è sicuramente la cornice più corretta. Sempre per cercare di avere dei riferimenti puntuali su questi dati che abbiamo, e grazie anche al fatto che la nostra Regione da più di 10 anni ha introdotto un criterio di valutazione dedicato alla disabilità con la scheda SVAMDI. Adesso appunto il nuovo decreto propone le VUDAS come unità di valutazione, riconoscendo che c'è bisogno di avere una metrica unica, evitare lo stillicidio di commissioni di valutazione, ma anche un criterio di oggettività nel valutare quello che è un bisogno, ma anche una capacità funzionale e residua su cui fare, come dire, l'investimento dell'inclusione, quindi in una logica che non è passiva di chi riceve, ma proattiva di chi concorre. Allora, da questo punto di vista è interessante osservare, grazie a questi dati che abbiamo sugli utenti,
quella che è oggi la distribuzione per età e genere, e questo è un grafico che insomma siamo abituati a vedere quando si fanno analisi demografiche, ma che rispetto alle classiche figure della nostra popolazione residente, per questo sottogruppo, insomma, per gli utenti dei nostri servizi sociosanitari, vedete è meno marcata quella gobba sull'età, è più distribuita e che ci restituisce una capacità di presa in carico, per usare un termine un po' tecnico, ma questa platea sono sicuro lo capisce, distribuita lungo le fasi della vita, il che ci riporta ancora alla sfida di portare una risposta anche evolutiva lungo queste fasi della vita. Un altro dato interessante che mi fa piacere condividere qui con voi è quando spacchettiamo questa immagine di gruppo, di tutti gli utenti coinvolti, all'interno delle singole tipologie di unità di offerta. Voi sapete appunto la parte residenziale che coinvolge la persona sostanzialmente sulle 24 ore e sui 365 giorni si articola distinguendo le comunità alloggio, che abbiamo voluto pensare come nuclei non troppo numerosi e che possano approssimare anche una dimensione, diciamo, simile a una famiglia più che a un'istituzione, più che a una casa di riposo, ma a queste poi, in base anche alla gravità, abbiamo le CR, le CRGD e le RSA che soddisfano, o meglio rispondono a bisogni via via più forti. La cosa che emerge da questo grafico è che l'età media, e quindi come tutte le medie porta dentro valori più bassi e più alti, ha un'età media che si muove tra i 50 e i 56 anni. Questo ci fa capire che quell'utenza ha trovato in queste strutture una risposta che li sta accompagnando nello sviluppo dei loro bisogni, ma anche di quelle che sono poi patologie che si associano all'invecchiamento. E qui la delega ci sta stimolando in maniera positiva a superare quel criterio, quel cut-off dei 65 anni che classificano una persona automaticamente anziana. E c'è un lavoro che stiamo cercando di portare dentro la programmazione regionale per superare questo che in molti casi rischiava di rivelarsi come una cesura tra una vita, un'esperienza, anche una condivisione lunga anni, perché appunto queste persone arrivano a quell'età con un percorso di assistenza a volte anche molto lungo e con un elemento poi di trasferimento in contesti sicuramente idonei per i bisogni dell'età, ma meno idonei per le caratteristiche appunto di funzionamento di chi porta con sé una dimensione anche di disabilità. Dall'altra parte, senza farla troppo lunga, ma per capire come guardando i dati e fotografando il punto da cui partiamo ricaviamo informazioni interessanti sul percorso da fare, tutta quella parte di iniziative che si sono mosse sulla semiresidenzialità, quindi sul concetto di occupare ore della giornata ma non le 24 ore, quindi lasciando comunque una residenza, un domicilio, un contatto con la famiglia, con i caregiver. Ecco, in quelle che si muovono tra le unità di offerta e le progettualità, perché un po' coinvolgiamo anche quelli che abbiamo definito progetti, vedete come l'età media scende e va verso i 25 anni e rifaccio la sottolineatura di prima, è un dato medio, quindi vuol dire che ci sono persone con più anni di 25 ma anche con meno. E questo si sta dimostrando la chiave vera per incrociare con più flessibilità, con più dinamicità, anche con più stimoli, quelli che sono i bisogni che hanno con sé anche una condizione magari fisica proporzionata all'età. Quindi questo ci aiuta a capire che quando noi guardiamo a questo mondo, oltre che stressare il tema di quanti sono, e sicuramente questo è un dato oggettivo da rendicontare che dimostra anche l'impegno delle risorse che vengono mobilitate, ma poi c'è un tema che si porta verso il progetto di vita della persona e che quindi deve scendere sulle caratteristiche della persona e metterla in dialogo con le caratteristiche delle situazioni che possono essere più idonee, proprio per stimolare un percorso che sia sempre costruttivo. Altro elemento che dai dati che abbiamo emerge e che è importante osservare è il tipo di bisogno o comunque quella che in termini sanitari chiameremo patologia, ma diciamo, lo metto tra virgolette. Questo sempre grazie al fatto che con la valutazione SVAMDI la registriamo e la monitoriamo anche nelle sue evoluzioni. Chi è coinvolto nelle situazioni appunto sociosanitarie, vedete, presenta, la torta è abbastanza facile da interpretare, metà si riconosce in un bisogno di tipo comportamentale, che è un fatto che ci deve portare a concepire le soluzioni a misura di quella che può essere la
tenuta, tra virgolette, rispetto a obblighi, impegni, costanza, assiduità, ma anche a opportunità, perché da un punto di vista di funzionamento, di mobilità, sono persone che possono esprimere davvero ancora dei potenziali residui interessanti. Anche quando spostiamo questa analisi sul versante dei progetti SIL, otteniamo un'immagine tutto sommato anche simile, e quindi la disabilità intellettiva è comunque una componente dominante, non l'unica, quindi resta sempre che l'universo è variegato, però resta anche che lì trovo i numeri più significativi e quindi trovo degli spazi importanti per spingere quella che può essere un'iniziativa a incrementarle queste opportunità. E con questo mi sposto a quella che è la diapositiva finale del mio intervento e che dà un po' anche il significato del titolo. Cioè noi ci troviamo davvero in una proiezione che va capitalizzata, perché la sensibilità istituzionale, le iniziative normative, le risorse che riusciamo ad avere a disposizione sono un dato che non ha un precedente, mi sento di dire. E da questo punto di vista c'è tutta la responsabilità di non perdere questa occasione, di capitalizzarla, di portarla a terra, come si dice in un brutto gergo, ma insomma di renderla concretamente accessibile alle persone, perché che ci sia così tanta sensibilità e impegno e che poi a lato pratico non si traduca questo in qualche opportunità in più diventa, come dire, un fallimento. Invece questa è una sfida che dobbiamo vincere, partendo da un elemento che ho messo alla base di quella freccia come una sorta di motorino di avviamento di questo percorso, che è legato a un dato poche volte evocato, invece a me sembra importante ricordarlo. Nel 2017 la Commissione europea definisce il pilastro dei diritti sociali e lo articola in 20 principi. I 20 principi danno una chiara lettura di come si immagina il mondo del lavoro, dell'inclusione lavorativa, della formazione, della parità di genere, della conciliazione tempi vita-lavoro, e muove i 20 principi coinvolgendo tutta una serie di situazioni che si muovono appunto attorno al tema dell'inclusione di chi porta disabilità, della povertà educativa che poi genera appunto minori opportunità di accesso al mondo del lavoro, del reddito di cittadinanza, della non autosufficienza. Ora, quei 20 principi sono il faro che la Commissione europea sta seguendo in tutti gli atti conseguenti e quindi sono il faro che ha aperto sulla programmazione dei fondi strutturali per la prima volta uno spazio all'inclusione sociale. È stata una programmazione importante, è una programmazione importante quella 2021-2027, perché ci mette, oltre che in un dialogo per il quale ringrazio i colleghi, che è sempre stato virtuoso e fecondo, ma anche molto concreto, perché poi ci sono delle risorse che vanno messe in dei bandi con degli strumenti che non devono duplicare quelli che ci sono, devono potenziarli, devono muoversi per creare un'innovazione. Ecco allora che questo poi è anche, questi principi della Commissione europea sono anche il motore che dà una chiave di lettura interessante al PNRR, a come è stato scritto, ai contenuti della missione 5 e della sua componente 1, ma anche della sua componente 2, che sono stati uno stress test che va interpretato con la giusta dose di onestà intellettuale, perché aver detto è importante che vadano delle risorse incontro all'autonomia abitativa, all'inclusione lavorativa, ma che quei progetti dovessero nascere dal territorio e dagli ambiti territoriali sociali, perché il PNRR ha dato un'indicazione univoca e non negoziabile su chi doveva essere il soggetto attuatore di quei progetti, ci ha messo di fronte a questo spazio grande ma da interpretare, perché noi venivamo sicuramente con un'esperienza storica forte e anche feconda di integrazione sociosanitaria, la delega che la legge del 1982 ha previsto dai comuni verso le ULSS sui servizi di integrazione lavorativa e di integrazione scolastica sono stati un elemento aggregante che ci consente di avere questi numeri, che ci consente di avere questa capacità di lettura, ma dall'altro lato può diventare una sorta di confine, di recinto angusto rispetto a quello che quei 20 principi della Commissione europea propone in termini di integrazione abitativa, lavorativa, educativa, che facciamo fatica a ricondurre in una delega al mondo della sanità e che deve essere sviluppata, e qui c'è stata l'iniziativa del Consiglio regionale che ha approvato la legge 9 proprio pochi mesi fa, anzi il mese scorso,
che deve ripensare l'organizzazione del territorio dando al ruolo degli ATS, cioè gli ambiti territoriali sociali, ovvero un'aggregazione dei comuni per la gestione di queste materie, la giusta capacità, la giusta forza organizzativa, la giusta stabilità sulle competenze, sulle figure professionali, per perseguire tutte queste opportunità, perché abbiamo capito che ne sono arrivate e ne arriveranno. Quello che dobbiamo mettere in sicurezza è che ci sia un punto che fa sintesi e che mette a sistema, in una dimensione che è vicina al cittadino e vicina al territorio, che ne legge potenzialità e fragilità. Quindi da questo punto di vista, che poi sia arrivato il percorso della delega e che questa adesso con la pubblicazione in Gazzetta parta con la sperimentazione, è sicuramente un corroborante di questo percorso, ma dobbiamo perseguirlo con visione lucida di tutti i tasselli, perché sennò questo mosaico non si ricompone a sintesi, ed è il compito che la Regione deve far suo, perché è suo, è di chi ha in mano gli atti di programmazione la responsabilità di concepirli in maniera organica e inclusiva. Poi a quegli atti deve conseguire un impegno che dal basso trovi le risorse, la giusta collaborazione, il giusto dialogo tra l'ambito e il terzo settore, tra chi ha i contenuti e chi deve presentare i progetti, tra chi scrive i bandi e chi deve partecipare ai bandi, in una filiera che qui oggi vedo molto ben rappresentata, e quindi diventa ulteriormente un elemento di lusinga per me poter condividere questo che do a me stesso come obiettivo per il piccolo pezzetto di responsabilità che porto, ma che mi sento di poter condividere in maniera virtuosa con tutti voi. Quindi davvero su questo chiudo l'intervento e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Ecco, e così abbiamo ben chiaro qual è il plafond e soprattutto quali sono i principi che regolano tutta questa serie di interventi. Adesso entriamo in attesa dell'arrivo, per motivi che ben abbiamo commentato, il maltempo, Massimo Temussi. Passiamo un po' nella parte pratica. Allora, capito tutto questo, questi sono i presupposti. Come avviene l'inserimento lavorativo, come migliorare l'inserimento lavorativo, ne parliamo con il dottor Tiziano Baroni, che è il direttore di Veneto Lavoro, e qui entriamo proprio nel pratico. Ne parliamo con Fabio Becchelli, che è dirigente di Veneto Lavoro per le aree di Padova e di Rovigo. Ci mettiamo così. Grazie. Prego, dottor Baroni. Bene, grazie. Come vedete, io sto sostituendo la collega Letizia Bertazzon, che doveva intervenire, e sono contento di poterlo fare perché è l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi, sia dell'osservatorio ma anche dei centri per l'impiego e di Veneto Lavoro, che sono presenti qui. Non chiedo loro di alzarsi, così li potete vedere, perché così potete anche incrociarli nel tempo libero, anche perché li conoscete già. E quindi un ringraziamento innanzitutto ai miei colleghi. L'intervento lo faremo a due voci. Io vi racconterò che cosa emerge dai dati relativi alla disoccupazione e alla situazione delle imprese che hanno l'obbligo dell'assunzione per i lavoratori disabili, e andremo a vedere anche quali sono le opportunità occupazionali. E Fabio Becchelli, che mi accompagna, approfondirà la partita in particolare delle attività che vengono svolte dal sistema dei centri per l'impiego rispetto all'attivazione delle persone che riguarda sia il lavoro che le politiche attive. Prima di iniziare do due notizie. Noi abbiamo in questi ultimi 15 giorni
indicato a tutte le sedi dei centri per l'impiego modalità standard di gestione dell'articolo 14, che poi Fabio spiegherà, e questo consente a tutto il Veneto di avere le stesse caratteristiche di funzionamento. L'altra notizia che era utile condividere è che siamo usciti con la gara per la comunicazione e a fine mese assegneremo l'incarico per l'attività di comunicazione, che è stata peraltro presentata anche dal collega dottor Romano prima all'interno del piano. Partiamo. Come vedete, il report di quest'anno apparentemente sembra come quello dell'anno scorso. In realtà ci sono molti cambiamenti. È stata rivista l'impostazione e in particolare diciamo che abbiamo cercato di semplificare e di individuare più facilmente le questioni. In particolare, suddividendo in due il report, una prima parte, le persone con disabilità nel mercato del lavoro in cerca di occupazione, i disoccupati, e gli occupati. La seconda parte, gli strumenti per l'inclusione lavorativa, l'obbligo, le politiche attive e una prima analisi sugli esiti del collocamento mirato. Siamo andati a vedere una corte di persone dal 2019 in poi e abbiamo visto che cosa è successo. Rispetto alle persone in cerca di occupazione, i cosiddetti disoccupati, e quindi facciamo riferimento a chi è iscritto al collocamento mirato. Abbiamo avuto nel 2023 un numero di ingressi in disoccupazione pari a 5.294, 11% in meno rispetto al 2022, di cui 1.418 esordienti. Gli esordienti sono quelli che si presentano la prima volta, il 70% con disabilità di tipo fisico e il 42% con licenza elementare e media. Ecco, questo aspetto, questa caratteristica del livello di istruzione, tenetela presente, perché probabilmente rappresenta un punto di lavoro di tipo istituzionale maggiore, su cui bisogna fare più attenzione. Se andiamo a vedere invece complessivamente chi sono i disoccupati disabili, quindi complessivamente sono 23.679, di cui 7.818 che hanno una candidatura attiva. Vuol dire che sono, per quanto riguarda i nostri servizi, pronti disponibili al lavoro. Okay? Quindi un terzo sono pronti come autocoscienza di sé di mettersi in moto. Il 63% tra i 30 e i 54 anni, il 51% con una licenza elementare e media, ritorna a questo dato importante, il 53% con invalidità di tipo fisico, il 34% invalidità psichica e il 66% ha un'autonomia di capacità lavorativa. Quindi attenzione alla disponibilità al lavoro. Quando si guarda la disoccupazione, un elemento che noi attenzioniamo è proprio la disponibilità della persona al lavoro o alle politiche attive, che non è scontata, ma per ragioni non solo di volontà, di contesto, no? Ci sono persone che possono lavorare vicine a casa o vicine a un contesto, oppure lavorano in una cooperativa piuttosto che meglio in una cooperativa che in un'impresa. Quindi
la partita della disponibilità al lavoro è una partita, come avete sottolineato in precedenza, complessa. Per quanto riguarda invece le persone occupate, a partire dai dati del prospetto informativo che noi recuperiamo con la dichiarazione che viene fatta dalle imprese che hanno l'obbligo a fine anno, abbiamo 33.559 lavoratori con disabilità occupati, con il 50% con profili tecnici impiegatizi, il 91% a tempo indeterminato, questo è un dato abbastanza frequente anche in passato, il 37% al part-time e la prevalenza con chiamata nominativa. I datori di lavoro sono per il 75% datori di lavoro privati, la distribuzione territoriale è abbastanza tradizionale, si discosta solo sulla provincia di Rovigo che cresce di più rispetto a Belluno, e il 53% nei servizi e il 46% nell'industria. Questa è la rappresentazione di cosa vediamo a partire dai dati dei prospetti informativi. Quindi da un certo punto di vista, se andiamo a vedere sempre dai dati dei prospetti informativi come sono le aziende che hanno l'obbligo dell'assunzione, vediamo che sono complessivamente più di 12.000 le unità produttive provinciali con obbligo di assunzione al 31 dicembre e complessivamente su 21.500 che hanno presentato il prospetto informativo. E la cosa interessante, secondo me, è da evidenziare che 1934 hanno almeno una convenzione, poi sui 2183 Fabio farà un approfondimento, dati dei centri per l'impiego. Ce ne sono più di 2300 che hanno compensazioni territoriali, quindi hanno situazioni diciamo, di distribuzione su più regioni, 644 con richiesta di attivazione esonero parziale. L'esonero nasce dal fatto che è difficile occupare un lavoratore disabile in quella mansione, no? Classico esempio, i sistemi informativi. 115 invece come stima con la sospensione, ma su questo lascerei a Fabio. Ecco, è interessante secondo me la crescita anche che è avvenuta del 3% dallo scorso anno. Rispetto a quanti sono i posti di lavoro disponibili e quindi la differenza tra disoccupati e posti di lavoro disponibili per le aziende che hanno l'obbligo, alcune osservazioni. Abbiamo rilevato dai dati del prospetto informativo 46.695 posizioni riservate alle persone con disabilità e 32.768 persone con disabilità in forza nelle aziende che hanno l'obbligo. Poi ci sono 2.029 posizioni esonerate e più di 1.800 posizioni sospese. Quindi 32.000 persone con disabilità in forza nelle aziende su 34.276 persone con disabilità complessivamente rilevate dal prospetto. Su questi aspetti poi Fabio vi dà un elemento. La differenza tra appunto persone presenti e posti di lavoro ci dice la dimensione dei potenziali posti di lavoro disponibili. Procediamo. E in questo senso è un numero che è inferiore rispetto ai disoccupati disabili che abbiamo rilevato, no? I 24.000, tenendo conto che all'interno della condizione
di disoccupazione, i famosi complessivamente erano 23.000 le persone in condizione di disoccupazione al 31 dicembre, con caratteristiche che sono relative appunto a un 50% uomini, un 63% tra i 30 e i 54 anni, di cui 5.400 giovani e 3.400 over 54, quindi a naso le persone che potrebbero essere trattate dei disoccupati sono intorno a 20.000, che sono di più rispetto ai posti di lavoro disponibili all'interno dell'analisi sull'obbligo di assunzione. Sugli esoneri abbiamo rilevato 1.384 posizioni esonerate, soprattutto nei comparti del metalmeccanico. Il problema dell'esonero è un problema legato proprio alla caratteristica dell'attività lavorativa. Il tema dell'attivazione delle persone al lavoro o alle politiche attive è la caratteristica diciamo dell'azione dei centri per l'impiego. Se andiamo a vedere quali sono le principali novità rispetto ai dati che abbiamo presentato e che stiamo presentando, certamente la crescita delle politiche attive rappresenta un elemento importante, sia sul versante del programma GOL, sia sul versante dell'assegno unico, l'assegno per i lavoratori disabili. In particolare questo è stato caratterizzato da un'azione, è stato reso possibile da un'azione dei centri per l'impiego di profilatura e di assegnazione delle persone ai soggetti che sono in grado di fare le attività di politica attiva. Il secondo elemento è la presenza di soggetti che fanno le politiche attive, che vuol dire tirocinio, formazione, accompagnamento al lavoro, in modo specialistico per questo target di persone e la presenza di strumenti di politiche semplici, universali, come l'assegno per i lavoratori disabili. Ecco, tenete conto che la presenza di politiche attive fatte a progetto e fatte a assegno è la caratteristica degli ultimi anni nella programmazione della Regione Veneto, e questo permette due modalità che non sono, come dire, concorrenziali, ma sono diverse, perché una interviene su bisogni anche nuovi e l'altra interviene su esigenze di servizi ormai consolidati, parlo dell'assegno, che però richiede la presenza di soggetti capaci di fare quel lavoro, primo, e secondo, e richiede di disporre di un sistema di servizi per l'impiego che distribuisce le persone rapidamente ai soggetti che sono in grado di fare quel lavoro. Okay? Quindi le due politiche non sono una buona o una cattiva, no, vanno bene tutte e due, hanno due logiche diverse. I progetti hanno la logica di rispondere a un problema complesso, nuovo, di cui non conosciamo bene il funzionamento. L'assegno lavora nella logica del servizio, però richiede necessariamente la presenza di un soggetto accreditato a erogare il servizio, che non è scontato, è complicata la cosa. Ecco, questi sono i due elementi. A questo punto io lascerei la parola a Fabio che illustra l'aspetto dell'attivazione. Grazie, grazie direttore. Buongiorno a tutti. Allora, come ha fatto cenno il direttore, quest'anno il report sullo stato di attuazione dell'inserimento lavorativo in Veneto delle persone con disabilità, lo vedrete dalla lettura, insomma è un documento corposo. Oggi è impensabile stare a fare riflessioni
su tutto quello che di interessante il report propone. Ci sono veramente montagne di stimoli in ogni direzione, per cui sarà opportuno dal mio punto di vista anche successivamente a questo incontro trovare modo e occasioni per approfondire i tanti stimoli che lì ci sono e anche magari in funzione degli interessi che ciascuno dei presenti oggi in sala ha magari su specifici target e su specifici approfondimenti. In particolare uno dei tagli diversi sono è stato quello di avere un maggiore coinvolgimento delle unità operative territoriali di Veneto Lavoro nei ragionamenti costruiti intorno a cosa emergeva dai dati dei prospetti informativi. In questa fase sono stati coinvolti, e colgo l'occasione visto che insomma sono tutti o quasi tutti presenti qui oggi, i responsabili del collocamento mirato dei vari territori che hanno portato un utile contributo. Questo utile contributo lo trovate poi oggettivato nel report in due box che trovate, uno sul tema delle convenzioni di programma e uno sul tema dell'articolo 14, perché dall'analisi dei dati emersi dalla lettura dei prospetti informativi non ci tornavano i conti, o meglio i dati che avevano i centri per l'impiego rispetto a quante convenzioni di un tipo e dell'altro si erano stipulate, e quindi erano dati oggettivi, ce li avevamo in mano, c'erano quelle convenzioni, non tornava con i dati dichiarati nei prospetti informativi. Cioè nei prospetti informativi il dato era insomma sensibilmente, non lontanissimo, ma insomma sensibilmente inferiore. Come è stato detto in apertura, il prospetto informativo è un dato che nasce da una dichiarazione che fanno i datori di lavoro o i consulenti per conto dei datori di lavoro, e talvolta insomma la concettazione dei termini di scadenza fa sì che magari non si è attenti a ogni singolo dettaglio che si va a compilare, e quindi ci siamo resi conto che prendere senza dire null'altro i dati dei prospetti restituiva un fenomeno che non era quello reale. Quindi si sono sostituiti i dati dichiarati con i dati effettivamente in possesso dei centri per l'impiego, che sono quelli che sono confluiti in quei due box. In particolare, rispetto al tema dell'articolo 14, i dati che a questo punto in quel box non sono più quelli pescati dai prospetti, ma sono quelli forniti dai centri per l'impiego sulle stipule effettivamente intervenuti, ci mostra che la convenzione stipulata innanzitutto non è solo così un foglio di carta, ma è il risultato, neanche l'ultimo in realtà, di una serie di attività che vengono messe in piedi dal centro per l'impiego, e quindi un output intermedio, se vogliamo, preceduto da una fase di verifica, di contatto, di consulenza ad impresa e cooperativa, e che sfocia poi in una fase successiva di ricerca dei candidati da fare oggetto delle assunzioni attraverso lo strumento dell'articolo 14, ma anche di predisposizione insieme con la cooperativa del piano individualizzato di inserimento di quella persona. Ora, qui vorrei porre l'attenzione rispetto a due elementi. Allora, innanzitutto la tipologia convenzione articolo 14 è una tipologia che mira a inserire in un percorso di inserimento lavorativo proprio quel target a maggiore difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, sul quale la maggior parte di chi oggi è presente lavora quotidianamente. È una cosa di cui sono convinto sentiamo tutti in maniera stringente la necessità. Altro dato che emerge in maniera abbastanza palese dalla lettura del report e da quella sintesi che trovate nella slide che state vedendo è quella che non occorre certamente essere degli statistici sopraffini per rilevare che dall'andamento dei dati sulle convenzioni dell'articolo 14 si ricava un costante trend di crescita dello strumento. Lo dicono i numeri degli ultimi anni, ma in realtà anche se andiamo a guardare quelli più indietro ancora, il trend è costante. Quindi possiamo dire che possiamo ritenerci soddisfatti di questa crescita, quindi possiamo dire che l'uso della convenzione in articolo 14 è sufficientemente diffuso o magari anche troppo diffuso, o è un dato che nei suoi numeri complessivi è da ritenersi ancora lontano dall'aver esaurito la propria portata, il proprio potenziale. Ora, su questo punto ciascuno può avere una propria
opinione anche personale, però se vogliamo uscire dall'ambito delle mere opinioni dobbiamo appoggiarci ai dati, ai numeri. Ora, i dati che vedete in quella slide ci mostrano che 560 persone in Veneto nel 2023, i dati sono aggiornati al 31/12, stanno lavorando grazie a questo strumento. Ora, questo numero assoluto di 560, se lo rapportiamo in termini percentuali, rappresenta circa il 9% degli inserimenti al lavoro fatti nel 2023 dal collocamento mirato. Quindi quei 560 che possono sembrare tanti, possono sembrare pochi, sono il 9% degli inserimenti di un anno fatti in Veneto. Ora, per farci un'idea che cerchi di essere possibilmente oggettiva, dobbiamo allora paragonare questa percentuale con quante sono le persone che hanno bisogno di un intervento intensivo per l'inserimento lavorativo tra coloro che abbiamo iscritti e che abbiamo iscritti e profilati come pronti ad andare a lavorare. Ora, se ragioniamo di questi termini percentuali, chi è in questa situazione è il 20% del totale se ci riferiamo al flusso annuale, cioè ai nuovi iscritti che ogni anno si iscrivono al collocamento mirato, ma sale al 47% se invece ragioniamo non del flusso annuale, ma dello stock delle persone con disabilità in cerca di lavoro. Quindi il 47% ha bisogno di percorsi immediati se ci riferiamo allo stock, 20% se ci riferiamo al flusso annuale. Ecco allora che per uscire dalle opinioni e restare sui numeri, diciamo che tra il 9% che rappresenta quegli inserimenti di articolo 14 sul totale degli inserimenti che si fanno in un anno e il 47% che è lo stock degli iscritti che avrebbe bisogno di percorsi del tipo di quelli dell'articolo 14, a me pare che ci sia ancora una forbice notevole e quindi che questo dato ci induca a ragionevolmente poter ritenere che l'articolo 14 ha ancora grandi margini di possibile crescita, perché ci può aiutare a portare a lavorare altre persone che stanno aspettando un lavoro, ma che hanno situazioni particolarmente complesse, quella particolare difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro cui fa riferimento proprio la Convenzione, articolo 14. Passando ora invece al tema delle convenzioni di programma, è innanzitutto, anche qui, a mio avviso, opportuno partire da alcuni numeri, pochi, semplici secondo me, però che ci rendono bene la dimensione e il fenomeno per quanto riguarda il Veneto della relazione che c'è tra le aziende soggette all'obbligo e la convenzione di programma. Allora in Veneto, l'abbiamo visto anche prima nelle precedenti slide, abbiamo 12.364 datori di lavoro che per la dimensione occupazionale che hanno, cioè sopra i 15 dipendenti, sono oggetto del tema legge 68 e inserimento lavorativo. 12.364. Di questi 7.584, ed è insomma una maggioranza ampia, hanno la quota d'obbligo completamente assolta, quindi sono perfettamente allineate rispetto a ciò che la 68 impone. Ne restano altre 4.780, dunque, che hanno quote scoperte. Di queste 4.780, 2.183, il dato che vedete in questa slide, hanno già una convenzione di programma, quindi nel momento in cui hanno mandato il prospetto e hanno fotografato la situazione, in realtà avevano anche già attivato la modalità di adempimento. Le restanti aziende sono quelle che sono già oggi, mentre parliamo, oggetto delle azioni dei centri per l'impiego per il 2024. Ora, i dati di per sé credo che siano già sufficientemente significativi. Tuttavia, quello che dai numeri non emerge, e quindi mi preme raccontarvelo brevemente, è che questi numeri rappresentano solo un pezzo del fenomeno convenzione di programma. Cioè, come abbiamo detto prima per l'articolo 14, il numero di convenzioni stipulate. Certamente è significativo, ma sfugge tutto il lavoro che c'è dietro, perché ciascuna unità organizzativa territoriale di Veneto Lavoro, quindi ciascun territorio provinciale, ogni anno fa una serie di cose a partire da un piano annuale nel quale indica le azioni positive che intende svolgere sullo specifico territorio per stimolare l'adempimento agli obblighi previsti dalla 68.
Il secondo passaggio è quello di negoziare azienda per azienda termini e modalità contenuti poi nella convenzione di programma che si andrà a fare. Già queste cose vi assicuro che impegnano molto gli uffici, ma non sono sicuramente la parte più onerosa. La parte più onerosa è quella che viene dopo la stipula della convenzione di programma. La convenzione di programma può durare alcuni anni, cioè un massimo 5, e in questi anni si supportano le imprese nella ricerca di candidati, nel monitoraggio degli adempimenti entro gli step previsti e negli impegni assunti in generale con la convenzione. Quindi la convenzione di programma non è altro che un punto di arrivo di alcune attività, ma un punto di partenza di molte altre che generano una relazione costante, non dico quotidiana con ogni singola azienda, ma insomma più volte l'anno sicuramente ci si sente con ogni singola azienda, dando quindi una relazione costante tra centro per l'impiego e datore di lavoro. Infine vorrei chiudere con una slide rispetto ad alcune prospettive future, almeno per quello che è il vissuto dei centri per l'impiego. Ho raccolto in questa slide alcuni dati che credo interessanti, che sono disseminati qua e là nel report, di svariate decine di pagine, per cui insomma tutti non si poteva, ma ho preso quelli che mi sembravano più significativi, che sono a mio avviso questi. Allora, dal report emerge che il 74% delle persone che si iscrivono al collocamento mirato in realtà non lo fa per la prima volta, si era già iscritto in passato. Questo cosa ci dice? Che c'è un tasso di recidiva importante, cioè chi si iscrive al collocamento mirato è sicuramente una persona che faticherà un po' di più a trovare lavoro, ma ahimè che è anche più esposta al rischio che quel lavoro non sia il lavoro che poi durerà per tutta la vita. Durerà per un certo numero di anni, ma poi il passaggio al collocamento mirato diventerà una fase che si ripete una seconda, una terza, una quarta volta. E non capita appunto di rado. Stiamo parlando del 74% delle persone che transitano. Un altro dato che è stato ragionato oggi dentro il report che è stato presentato, si è andati a vedere cosa succede a distanza di 4 anni dall'iscrizione a chi si è iscritto in quell'anno. Beh, il risultato è stato che il 73% di chi si è iscritto a 4 anni dall'iscrizione ha avuto almeno un rapporto di lavoro. Questo è positivo, certamente. C'è però un 27% che a distanza di 4 anni ancora non ha mai lavorato. C'è poi un 20% del flusso degli iscritti, ma che vi dicevo sale al 40% se parliamo invece dello stock degli iscritti, che ha bisogno di strumenti intensivi di collocamento mirato. Ora, questi 3 dati insieme, quindi, che realtà fotografano? Cosa ci mostrano? Ci mostrano che chi si occupa di collocamento mirato sa, e credo che l'abbia ormai capito da tempo, che il meccanismo di collocamento mirato previsto dal 68 funziona in una maniera che possiamo ritenere ampiamente soddisfacente per chi ha disabilità che variano tra la disabilità lieve e quella media. Tuttavia ancora fatica a dare risposte davvero soddisfacenti per chi si trova ad avere disabilità più complesse, a maggiore gravità o dell'area psichiatrica. Sappiamo anche che il rischio di perdere lavoro una volta o magari più di una, dopo magari aver fatto un percorso tanto faticoso, è più elevato per chi ha una minore capacità di inserimento lavorativo, cioè per chi si trova in situazioni un po' più lontane dal mercato del lavoro. Di cosa ha bisogno quindi il collocamento mirato? Ha bisogno di più strumenti e più capacità di accudimento proprio per quelle persone che hanno situazioni di disabilità che richiedono supporti specialistici e tempi più lunghi. Perché gli utenti del collocamento mirato che necessitano di tempi più lunghi sono anche quelli che con maggiore probabilità dovranno ripeterlo nel tempo questo percorso. Ora, cosa può essere utile quindi per quella che è l'esperienza e il vissuto dei centri per l'impiego per poter essere più performanti con queste fasce di utenti più deboli? È ciò che vedete in quel riquadro di colore ocra. Il tema dei tirocini è un passaggio imprescindibile, una chiave di volta del percorso di inserimento lavorativo di tutte quelle persone che hanno maggiore difficoltà di inserimento.
Tuttavia per questi target ha ancora tanti elementi di rigidità che sono difficili, problematici, per cui limiti legati alla finalità, alla durata, all'indennità, ai soggetti ospitanti hanno bisogno di essere resi più flessibili. C'è un tema poi legato anche all'offerta formativa, abbiamo sentito prima nelle slide iniziali che c'è, diciamo così, un minor tasso di formazione, di scolarizzazione da parte delle persone che hanno maggiori difficoltà di inserimento, disabilità più gravi, coloro che hanno bisogno di percorsi di supporto preventivo all'inserimento lavorativo, hanno anche un gap formativo. Per cui un'offerta formativa targetizzata, specifica, flessibile su questi utenti è un altro elemento che ci può dare una decisa mano. Butto lì anche il tema dell'ampliamento dell'utilizzo dell'articolo 14. L'ho detto prima, è uno strumento che agisce proprio su quei target di utenti più deboli. Il 30% è la quota massima aziendale adempibile con l'articolo 14, vigente attualmente in Veneto. Segnalo che ci sono altre regioni che si sono già spostate dal 30%, sono arrivate al 40% e qualcuna è arrivata anche al 50%. Siamo pronti per aprire una riflessione su questo in Veneto? È ancora presto? Bisogna aspettare ancora? Non lo so. Lo metto lì come possibile tema sul quale condurre qualche ragionamento. Infine un altro tema grandissimo che è quello della mobilità. Mobilità che riguarda sia i luoghi di formazione, di svolgimento di politiche del lavoro e ancora di più per quanto riguarda la formazione, perché a volte sono proprio i problemi banali ad essere quelli più difficili da superare. Ora ci sforziamo tutti di trovare la mansione giusta, l'azienda accogliente, eppure tutto questo finisce per diventare vano, non servire a nulla, se poi la persona non riesce ad arrivarci in quell'azienda, perché non ha a disposizione mezzi di trasporto utili a coprire il tragitto. E con questo chiudo. Grazie ad entrambi. Allora, una breve pausa, un caffè e dopo ritorniamo qui tutti insieme. Adesso la seconda parte dei lavori, delle riflessioni, dei progetti per il futuro è affidata innanzitutto a Federico Patuzzo, che è il direttore del centro polifunzionale Don Calabria. Grazie. E subito dopo interverrà il dottor Massimo Temussi, che è il direttore generale delle politiche attive per il lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E ringrazio e saluto anche Paolo Bandiera, che è il coordinatore del gruppo di lavoro Progetto di Vita dell'Osservatorio Nazionale Disabilità. Subito la parola al professor Patuzzo, prego. Grazie. Intanto ringrazio a tutti i partecipanti di essere qua oggi. Cercherò di rubare il minor tempo possibile per lasciare spazio ai relatori e ai contenuti poi del seminario, però ci sembrava carino, come dire, rubare qualche minuto per cercarvi di spiegare la peculiarità di questa struttura che del 1970 lavora quasi esclusivamente sulla disabilità, ma in una modalità che noi riteniamo diversa, né migliore né peggiore, ma diversa da quelle che fanno tante altre realtà, e proprio partendo dalla mission di quella che ci è stata data dal nostro padre fondatore, che è quella di promuovere ciascuna persona con particolare attenzione alle persone con disabilità, intervenendo in modo globale, e poi ritorneremo su quel modo globale, sulle sue necessità, valorizzandone le attitudini e le capacità, facendo in modo che attorno alla persona si esprima l'organizzazione dei servizi. Quindi quando ci chiedono che cosa siete, per noi è sempre un problema definirci, perché non nasciamo sul servizio, ma nasciamo, diciamolo così, sul cliente, che è il nostro soggetto con disabilità, e cercando quotidianamente di capire quelli che sono i suoi bisogni, attorno costruiamo la rete dei servizi. Quindi, come vedrete dopo, avremo una serie di attività che apparentemente sembrano come dire, distaccate tra di loro, ma che poi c'è un progetto di fondo che le lega le une alle altre.
e l'abbiamo rappresentato in velocità in questo contesto qua, poi lo vediamo un po' più nel dettaglio. Quindi c'è un'area sanitaria, e l'area sanitaria parliamo di un presidio di riabilitazione, parliamo di riabilitazione per persone con disabilità, un'area sociosanitaria, quindi strutture diurne e strutture residenziali per persone con disabilità, l'area formazione giovani e poi l'area formazione adulti e lavoro, che poi nell'ambito del lavoro è l'oggetto anche dell'incontro di oggi. Come diceva il nostro superiore generale nell'intervento fatto all'inizio di questa mattina, Don Calabria, disabilità e lavoro, parliamo di inizi anni 70, quindi insomma, c'è un'esperienza, c'è un know-how che va avanti da molti anni. Prego, andiamo. E proprio per questa tipologia diversificata di attività che facciamo, adesso qui abbiamo rappresentato un attimino quella che noi chiamiamo la gestione con le persone, vedete come anche la tipologia di persone poi che lavorano all'interno di questa struttura è la più disparata, medici, fisiatri, neuropsichiatra infantile, psicologi, tecnici della riabilitazione, personale educativo ed assistenziale, personale infermieristico, assistenti sociali, formatori, OML, impiegati, quadro, quindi come dire anche la platea di collaboratori che operano con noi è molto eterogenea. L'area sanitaria, parliamo prevalentemente del presidio di riabilitazione extraospedaliera, è un centro di riabilitazione ex articolo 26, oltre 3.000 sono i piani di trattamenti aperti. Ricordo che accedono solo persone con disabilità in tutte le forme di trattamento, quindi sia ciclo continuo che diurno che ambulatoriale, e in tutte le età, quindi da 0 a 100 anni. Ci sono molte strutture che magari sono specializzate sull'età evolutiva oppure sull'età adulta, altre strutture che sono specializzate solo su determinate patologie. Nel nostro caso invece è molto variegato sia la tipologia di patologia che quella dell'età delle persone, e poi c'è un servizio di neuropsichiatria e psicologia clinica che è un servizio a pagamento nato da qualche anno, che offre tutta una serie di servizi complementari a quelli che vengono offerti dal servizio del centro di riabilitazione. Qui andiamo pure avanti. Vedete settore età evolutiva, settore età adulta, il centro di neuropsichiatria e psicologia clinica, e poi c'è invece l'area sociosanitaria. Anche qua vedete, peraltro vedete un logo particolare che è Fondazione Opera Don Calabria Don Luigi Pedrollo, ente del terzo settore, perché poi come dire, il centro polifunzionale Don Calabria per raggiungere la propria mission si avvale anche di alcuni soggetti giuridici, come dire satellite, li chiamiamo così. Uno è questa fondazione che era nata nel 2004 sul tema del dopo di noi, quando nel 2004 si faceva poco parlare di dopo di noi, e l'altra invece è Media Labor Don Calabria, impresa sociale SRL, che è quella invece che è proprio accreditata per i servizi per il lavoro. L'area sociosanitaria, 3 centri diurni per persone con disabilità congenita, 2 per persone con disabilità acquisita, 3 gruppi appartamento a media protezione, una comunità alloggio, un gruppo appartamento ad alta protezione. 140 sono le persone accolte nei centri diurni, 40 quelle nei servizi residenziali. Area formazione giovani. Abbiamo la sede qui a Verona e degli spazi didattici poi a Bovolone, che è un paese qui vicino. Sostanzialmente su Bovolone lavoriamo sul comparto ristorazione, e con la disabilità lavoriamo con una tipologia di disabilità per la quale si può parlare di occupazione o quantomeno di occupabilità, quindi come dire con una disabilità di una certa tipologia. Su Verona col comparto tessile invece è una disabilità molto più complessa, con la quale con le famiglie spesso più che parlare di progetto formativo ci piace parlare anche di progetto di vita,
e quindi magari le persone vengono qua, però come dire possono trovare il percorso formativo, ma contemporaneamente possono trovare il percorso anche riabilitativo, dall'altra parte possono trovare delle attività assistenziali o nei fine settimana, in quella logica della presa in carico globale della persona. 160 gli allievi a Bovolone, 22 a Verona. Andiamo pure. Area formazione adulti e lavoro, e anche qua formazione adulti e politiche attive per il lavoro, 400 gli utenti di Media Labor, più di 1500 quelli dei servizi formazione adulti. È chiaro che qua i numeri della formazione adulti sono molto più alti, ma perché si tratta anche di corsi di breve durata. E in qualche modo la specificità della nostra realtà è proprio quella. Racconto sempre l'esempio, praticamente ad esempio del traumatizzato cranico. Una persona fa un incidente in moto, viene accolto da noi all'interno del presidio di riabilitazione, mentre nel presidio di riabilitazione il servizio per il lavoro fa una capacità residuale lavorativa della persona. Con la formazione adulti cerchi di riqualificare la persona, poi cerchi di reinserirla nel mondo del lavoro. Se capisci che le capacità residuali della persona sono tali da non poter parlare di occupazione o di occupabilità, ecco che magari c'è il sostegno dei centri diurni. Poi queste persone cominciano a diventare, vanno avanti con gli anni loro, vanno avanti con gli anni anche i loro familiari, e quindi tutto il tema del dopo di noi, e quindi ecco nascere anche tutte queste strutture di tipo residenziale. Quindi un po' questo è l'esempio tipo che racconta un po' quello che è il nostro termine di polifunzionalità. Le ultime slide, ma non mi fermerei, le farei proprio scorrere così. Sono gli strumenti con i quali lavoriamo sulle politiche attive per il lavoro, ma insomma sono cose che conosciamo bene, di cui ne stiamo discutendo questa mattina. Questi sono i 3 soggetti giuridici di cui parlavo prima, quindi il Centro Polifunzionale Don Calabria, che altro non è che una casa filiale di una congregazione religiosa, e poi quei 2 strumenti giuridici, una fondazione e una SRL, di quali ci avvaliamo come strumenti di supporto. Io non vi tedierei oltre e lascerei volentieri. Non ci ha affatto tediato, anzi. Ha semplicemente sintetizzato quello che è una struttura che per le singole persone che bene o male ogni giorno sono qui, e per le loro famiglie diventa non solo un punto di riferimento, ma anche un luogo dove poter portare avanti un progetto di vita, quel progetto di vita che prima alcuni relatori hanno ben sottolineato, per cui grazie per aver ricordato le potenzialità e anche i progetti futuri di questa struttura. La parola a Massimo Temussi, che è riuscito a raggiungerci nonostante le difficoltà dovute al maltempo. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Scusatemi, io non amo parlare seduto, quindi preferisco stare in piedi. Cercherò di sintetizzare e non seguirò le slide, però ve le regalo volentieri e le lascio tutte agli atti, perché intanto sono molto impressionato, vi devo dire positivamente, da questo centro, perché le mie esperienze, io sono stato più volte direttore della sanità eppure più volte direttore del lavoro, no? È sempre un po' difficile far coincidere questi mondi, no? Il tema che trattiamo oggi è un tema che sta sempre a metà, no? Fra le politiche sociali, assistenziali, del lavoro. Cioè, inquadrare il tema è veramente difficile anche per gli addetti ai lavori. Siccome qua ci sono addetti ai lavori, mi piace approfondire e lavorare su quello, quindi il senso delle slide è residuale. Grazie, se sentite meglio volentieri. Quindi ecco perché devo dire sono impressionato da quello che ha detto lei, da questo centro, e assolutamente mi riservo un po' di tempo per girarlo, perché per interesse personale.
Questa materia, vi dico, sono direttore generale da 3 mesi, però l'unico convegno che ho fatto all'estero e sono andato volentieri 20 giorni dopo essere nominato è stato il Disability Platform, che ha riunito tutte le regioni europee sul tema della disabilità. E sono stati 2 giorni carichi, avevo, devo dire, tantissimi impegni i primi 20 giorni di lavoro, ma mi sono staccato perché questo è un tema che io seguo da tanti anni, che mi è caro in generale e su cui, ahimè, abbiamo tanta strada da fare. Questo è fondamentalmente, mi occupo di questo tema anche all'Assemblea Europea delle Regioni, sono da 5 anni lì, mi occupo di sistemi di welfare, quindi anche di questi temi per 112 regioni europee, e questo è un tema ricorrente su cui dialoghiamo con tante regioni europee, su cui anche a valle della Disability Platform, che ho visto tanti interventi, tante regioni parlare, tutto molto interessante. La verità è che i passi da fare sono tantissimi, c'è una disomogeneità incredibile a livello europeo, ci sono sicuramente buone prassi, ma ci sono anche tanti buchi e tanti paesi europei che sono veramente indietro, molto più indietro di noi. Certamente non hanno fortuna di avere centri come questo. Ora, detto questo, per dare un senso pratico, scusatemi, io sono sempre un po' pragmatico al mio intervento, è inquadramento normativo, no? La 68 la conosciamo tutti, è una legge granitica bellissima, è stata innovativa, ma adesso forse mi avvicino un po' di più. È stata una legge importantissima, lo è ancora, ma la verità è che la struttura del mercato del lavoro è cambiata veramente tanto. E abbiamo problemi di applicazione della legge, non parlo dell'articolo 14, così non, abbiamo difficoltà di applicazione di questa norma perché è cambiato proprio il mercato del lavoro nella sua struttura, quindi ci sono dei problemi sicuramente per il nostro cliente che è il disabile, ma anche per le aziende che rispettano i limiti e sono veramente tantissime. Quindi cerco sempre di guardare a 360 gradi, non ovviamente solo su un punto. Ora, detto questo, il 151 ha introdotto sicuramente delle novità, peccato che gran parte e una parte non le abbiamo ancora fatte, però ha sicuramente introdotto delle novità. Io ho iniziato a lavorare da subito con un gruppo di lavoro ottimo che devo dire ho trovato dentro il Ministero, in particolare sulle linee guida, e all'interno delle linee guida mi sono focalizzato su quello che erano anche i trend europei, cioè cerchiamo di capire intanto, conoscendo le diverse realtà, cosa si è fatto. Quindi stiamo costruendo la piattaforma dei benchmark, sono arrivati dei benchmark. Ieri si è riunita la prima volta la commissione di valutazione, diciamo, sulle buone prassi in questo settore. Credo sia stata una giornata positiva, ci sono all'interno della piattaforma delle buone prassi che stiamo valutando e stiamo soprattutto cercando di imparare da queste buone prassi, perché secondo me questo è il tema dell'ascolto, assolutamente è il primo step da fare. Ecco perché ho voluto proprio spingere in questa direzione dal primo giorno, perché credo che non ci sia una segreta stanza del Ministero dove c'è un tutologo che riesce a disegnare il futuro. Cioè, colleghi della regione sanno qual è il mio approccio, io cerco di spingere molto su questo. Se non lo fanno 10% meno di finanziamento, ditelo subito. Ma la verità è che davvero penso che all'interno delle mie esperienze la parte dell'ascolto sia fondamentale. Su questo tema ci sono realtà come queste che non sono mai più, da cui si può imparare, quindi stiamo cercando di fare sicuramente questo. Poi vi devo dire, ci sono stati altri decreti, quelli che per la piattaforma delle buone prassi, che hanno chiaramente individuato i criteri di selezione e costruito la commissione. Stiamo lavorando anche su queste dinamiche qua, per fare in modo che poi, quando c'è la pubblicazione e la divulgazione delle buone prassi, sia chiaro quali sono stati i criteri di valutazione che abbiamo utilizzato. C'è ovviamente anche qualche altra innovazione. Il fondo disabile, il fondo di diritto del lavoro disabile è un'innovazione, indubbiamente un'innovazione, va in questa direzione, cerca di spingere per aumentare quello che sono state le politiche dei disabili in questa direzione. E devo dire, io personalmente, per esempio, ho lavorato adesso alla prima al decreto che sta distribuendo per la prima volta all'interno dei disabili anche quelli per la sperimentazione. La verità è che il fondo disabili è circa 70 milioni l'anno, non è abbastanza, dovremmo avere di più, e abbiamo per la prima volta stanziato
solo il 3%, si può andare al 5% sul fondo disabili per la sperimentazione, ma no, ci siamo fermati un attimino perché già il fondo è esiguo e togliere risorse al fondo insomma, sarebbe troppo, quindi ci sono circa 2 milioni e 100 che col Dipartimento della Disabilità, col Ministero della Disabilità stiamo decidendo come fare per spendere al meglio, però anche questo, voglio dire, è un'opportunità, sperimentare qualche cosa di inesplorato in questo tema, anche questa è un'altra parte della verità, oltre all'ascolto, cioè si può sicuramente sperimentare su questo, non c'è dubbio, è un'attenzione, devo dire, questo Ministero anche l'anno scorso, che ero consulente del Ministro, l'ha data nel DL 48, come sapete abbiamo all'interno del DL 48 in 2 articoli, nell'articolo 10,5 e anche nell'articolo 28 fatto qualcosa per premiare gli enti del terzo settore che hanno intermediato in questa materia, e l'altra invece che è quella che è un decreto che preside la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma con il Ministero del Lavoro e col MEF dà degli incentivi importantissimi agli enti del terzo settore che credo rilevanti, lo sapete tutti, che assumono quindi soggetti disabili. Quindi siamo alle battute finali, il decreto è questione di poco tempo veramente, ne vedrete la luce. Ecco, questo dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, ovviamente vi volevo dire questo perché credo che siano un po' di novità e cose importanti da dire. Per il resto, quello che invece mi dispiace non essere arrivato prima, perché invece, come ho detto, mi piace ascoltare e voler fare il punto su questa situazione può essere utile è un monito a chi ha ruoli come i miei a cercare di rendere in pratica, no, quello che sono i suggerimenti che chiaramente arrivano da chi li applica, quindi certamente dalle regioni, dai professionisti, per portare il pallino al centro di quello che un disabile vive nella sua vita, cercando di ovviamente raggiungere un posto di lavoro che peraltro in questo momento è anche una necessità per tutto il sistema. Siamo in un momento veramente strano, no? I giornali non sempre dicono in sequenza corretta le cose che accadono, però pensate che siamo al 62% di soggetti attivi in Italia, che è una delle percentuali più alte mai registrate negli ultimi 40 anni. Abbiamo in assoluto la più alta percentuale di assunti a tempo indeterminato mai vista in Italia. Nell'ultimo anno 603.000 contratti a tempo indeterminato. Quindi cioè, questi due dati sono positivi di per sé, cioè potrebbero essere letti come positivi, no? Poi il tempo indeterminato io l'accento non lo metto in assoluto perché una percentuale così alta di contratti a tempo indeterminato irrigidisce molto il mercato del lavoro, quindi è decisamente positiva, ma c'è un altro dato, che abbiamo più di 1 milione di posti di lavoro disponibili, di vacancy, che non trova risposta. Questo è un dato che non abbiamo mai visto davvero, che sta spiazzando tutti, non solo in Italia e in Europa intera, e i bacini da cui attingere per queste soluzioni non è che sono 1000. C'è di sicuro l'occupazione femminile, che ancora continua a essere un tallone d'Achille, in particolare nelle regioni centro-sud, ma c'è anche la disabilità, perché io ho vissuto esperienze lavorative con soggetti disabili che con gli strumenti corretti sono stati un tesoro inaspettato, con cui ho condiviso anche davvero esperienze importanti, quindi perché non fare il massimo possibile per raggiungere questi obiettivi in un momento dove poi cioè la possibilità c'è, ci sono posti di lavoro tantissimi che non riusciamo a coprire per un problema di skilling, quindi prevalentemente in 2 grandi aree, sono diciamo l'alta fascia, che sono informatica in particolare, cioè tutta la parte digitale, non informatica perché è riduttivo, digitale, i green jobs, chi più ne ha più ne metta, dove non troviamo nessuno. L'altra fascia è ovviamente quella dei lavori di sicuro più usuranti, nel settore dei trasporti, nel settore dell'agricoltura, dell'allevamento, negli interporti, piuttosto che in altri settori che non hanno un appeal. In questo momento la materia prima, che è quella per esempio, dice giovani non vogliono, sento sempre questa frase che vuol dire tutto e nulla, no? I giovani non vogliono più fare determinati lavori. La verità è che non so se ve ne siete accorti, ma i giovani non ci sono più, perché l'anno scorso 670.000 diplomati, guardo il collega dell'Inps perché questi dati li studia tutti i giorni, 11 anni fa erano 1.100.000, se l'indice di correlazione continua così, fra 10 anni sono 360.000, solo dal pubblico impiego vanno in pensione 450.000 persone fra 10 anni, quindi
è chiaro il concetto. Siamo arrivati all'inverno demografico vero, perché l'abbiamo fatto in maniera decisamente più che proporzionale. Io sono figlio di 4 figli, ho fatto 2 figli, adesso c'è figli 0. Questo è un problema. Allora, ancora di più in un palco come questo, perché non spingere, non approfittare di soggetti che invece si iscrivono, no? Qua c'è una percentuale ottima di assunzioni, lo guardavo poco fa dalle slide delle colleghe dei centri per l'impiego, però la verità è che ci sono soggetti disabili iscritti all'esercito 78 da anni e non riescono a lavorare. Questo non è possibile, cioè non è pensabile. In questo momento in particolare non è pensabile perché è un vero peccato. Ecco, scusate, non ho fatto Quindi vi ringrazio ancora per questa opportunità e ascolterò con piacere anche gli interventi successivi. Grazie, buona giornata. Grazie a Massimo Temussi. La parola a Paolo Bandiera. Buongiorno e davvero grazie per questo invito, per questo momento utilissimo di confronto. Dal mio punto di vista ho piacere di condividere con voi notizie molto fresche, in parte già anticipate. Sappiamo che dal 14 maggio è provvedimento normativo il decreto che va non soltanto in realtà a dare pieno riconoscimento al progetto di vita, ma interviene, direi, nel cuore autentico della riforma della legge delega, andando a cambiare alcuni passaggi di normative che siamo abituati a gestire quotidianamente. Pensate alla legge 104, quindi interviene anche sul tessuto normativo preesistente in modo molto drastico, anche andando a rivedere il linguaggio e modificando espressioni che vengono in modo definitivo cancellate dal quadro normativo. Poi a noi fare in modo che via via questo cambiamento avvenga anche nelle coscienze, nel linguaggio parlato e nella pratica comune di tutti noi. Ma poi interviene su aspetti fondamentali che in parte sono stati anche richiamati: la valutazione della persona con disabilità, sia quella di base che quella multidimensionale. Allora proverò a cercare di ragionare con voi da un lato quale sia la portata davvero innovativa della legge delega, ma anche in quale misura vada a consolidare, per così dire, esperienze, prassi, storie, innovazioni anche di singole regioni, perché nulla si inventa dall'oggi al domani. Questa è una legge delega che ha una portata straordinaria, ma è evidente come si nutra, si alimenti di percorsi come la 112, come le battaglie che sono state anche conquiste di giurisprudenza dal punto di vista del progetto individuale ex articolo 14328, anch'esso modificato fra l'altro dal decreto di cui stiamo parlando. È evidente come tutto quello che è stato anche di percorsi per la 16298 sono evidentemente dei tasselli fondamentali perché oggi si disponga di questo nuovo, diciamo, arsenale anche normativo e di prassi. Le sfide, e anticipo questo tema, sono proprio queste: evitare di dire sono buone norme. Noi abbiamo da 15 anni una ratifica della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, non possiamo aspettare altri 15 anni perché questa legge venga applicata. Il focus di questa legge è dare concretezza, calare nei processi, nelle pratiche, ho detto prima, nei linguaggi, nelle sensibilità, nelle culture, ma anche nel modus operandi quotidiano dei centri per l'impiego, perché no, e di tutti gli operatori, centri di formazione, agenzie per il lavoro e quanto altro, tutto questo impianto che adesso proveremo a scorrere assieme. Quello che quindi provo a tracciare è esattamente lo stato di avanzamento della legge delega sulla disabilità, che ricordo essere stata approvata con una sorta di plebiscito in Parlamento a dicembre del 2021, quindi con unanimità assoluta, quindi c'è, diciamo, già questo che ci conforta, perché al di là della tenuta del governo, che evidentemente può essere un elemento di stabilità, c'è un consenso assoluto che registriamo sempre e comunque, questo lo dico anche come associazioni delle persone con disabilità, su questo tema, per cui sicuramente la linea tracciata è una linea che avrà continuità. Ma mi concentrerò in particolare sul progetto di vita, anche per ruolo
perché all'interno dell'Osservatorio Nazionale sono stato nominato dal Ministro Locatelli come coordinatore del gruppo di lavoro che tra i 5 gruppi di lavoro si occupa espressamente di questo tema, il progetto di vita, che è evidentemente un tema che va collocato assieme agli altri, educazione, lavoro, accessibilità, ma anche salute, se ne è già parlato, però in qualche modo rappresenta la sfida delle sfide. O siamo capaci di mettere in pratica questa prospettiva di unitarietà, di ricomposizione, anche se volete di destandardizzazione, di superamento delle rigidità delle filiere, oppure andremo avanti a dire che è un progetto di vita, ma sarà semplicemente la combinazione, la sommatoria di tanti moduli che ciascuno gestisce in modo più o meno collegato ma non unitario. Questa è la differenza. Vediamo come poterlo fare. Vorrei però anche darvi un flash molto veloce sul fatto che la legge delega non viaggia da sola. Viaggia accompagnata da altri cantieri che sono di fondamentale importanza. Vi cito ad esempio il tavolo tecnico sui caregiver interministeriali con il Ministero del Lavoro, su cui stiamo lavorando come Ministero per la Disabilità alacremente, ma vi cito anche il tema già citato della legge delega per gli anziani. Dobbiamo capire anche come raccordare i processi valutativi di presa in carico delle persone con disabilità rispetto alle unità di valutazione multidimensionale che esistono e che sono delineate e disegnate dalla legge 33, solo per fare un esempio. Andiamo ai temi allora. Allora, dovrebbe andare avanti. Ok, grazie. Gli elementi qualificanti li abbiamo già citati. Voglio soltanto ricordare che noi oggi vedremo soprattutto alcuni aspetti, però esiste tutto anche un lavoro meno visibile a noi che si sta portando avanti. Pensate al decreto per la cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni per le persone con disabilità, in cui non c'è soltanto il Ministro per la Disabilità, il Ministro per la Salute, c'è anche il Ministero per il Lavoro, ci sono le regioni, ci sono i comuni, ci sono anche le associazioni. Allora ci sono dei luoghi di governance, questo voglio ricordare, che dovrebbero essere un elemento ulteriore di garanzia per l'effettività dell'applicazione della legge delega. E ricordiamo, è stato già detto, che quello di cui stiamo parlando nasce dal PNRR. La legge delega è una delle milestones, una delle pietre miliari, per usare un'espressione italiana, che è correttamente stata ricordata esistere all'interno della linea di missione 5 e che però deve necessariamente raccordarsi con le altre azioni di sistema portate avanti all'interno del PNRR. Faccio un esempio. Se noi oggi andremo a parlare di revisione della strutturazione e funzionamento, riorientamento e riqualificazione delle UVM o dei PUA, ma dove stanno questi UVM e questi PUA? Preesistono? Sono nelle reti di prossimità che sono disegnate dalla missione 6 del PNRR? O dobbiamo andare a inventare delle nuove entità e unità che sono sconnesse e scollegate rispetto al nuovo approccio di medicina integrata ospedale-territorio? Come dire, non immaginiamo la legge delega come un pezzo a sé stante, ma collochiamola all'interno quindi di questo sistema di politiche in evoluzione. Elementi qualificanti su cui voglio tornare. 1, linguaggio e cultura. Non parleremo mai più di handicappato. Da oggi parte la caccia a non soltanto le cattive parole, ma anche le pratiche dannose. Quindi a noi tutti cercare di rintracciare anche negli atti organizzativi, di funzionamento degli uffici, quei retaggi anche linguistici, lessicali, che appartengono ormai a una stagione superata. Non ci possiamo permettere il lusso di avere una modulistica che sottoponiamo a una persona con disabilità che ancora si esprima in un linguaggio che è avulso da questo tipo di approccio. Vi dico soltanto che abbiamo avuto il 15 marzo come Ministero per la Disabilità, Osservatorio Nazionale, e in questo caso integrato con l'Osservatorio Nazionale per l'Inclusione Scolastica, quindi Valditara, una riunione congiunta in cui è emersa una linea che mi sembra di grandissimo interesse, si parlava di scuola, di portare nell'educazione civica il tema della formazione, valorizzando anche il ruolo degli enti di terzo settore e delle associazioni di persone con disabilità sulla Convenzione ONU e su come la legge italiana stia evolvendo, traducendo quei diritti in concretezza, non soltanto nell'ambito scolastico.
facendola diventare un pilastro, per così dire, dei cittadini italiani ma anche europei. Altro elemento qualificante su cui voglio ritornare è quello sono due, gli altri li vedete, la coprogrammazione e coprogettazione. Vedete, è già emerso, vado un po' più a braccio, poi le altre slide le scorro con velocità, non voglio terrorizzare la nostra moderatrice, però mi sembra che sia questo il senso un po' anche di questo confronto. Si è parlato di strumenti, la VUDAS piuttosto che la scheda di valutazione adottata nella Regione Veneto. Ecco, uno degli approcci del decreto e uno anche delle linee che sta evolvendo nella discussione e confronto dell'Osservatorio Nazionale è evitare diktat impositivi che vadano anche quindi a chiedere l'applicazione forzosa di uno strumento. Quindi la VUDAS è prima di tutto come valore uno strumento di autovalutazione. Non possiamo parlare di una centralità, protagonismo, coinvolgimento della persona nel processo valutativo. Quella di base non è slegata da quella multidimensionale. La 68 sta lì. Dobbiamo dare capacità, non si parla di empowerment, potenziamento alla persona per rappresentare la propria prospettiva di funzionamento e fare in modo che su quello si costruiscano non soltanto le tutele, le provvidenze, i sostegni di cui appunto alla valutazione di base, ma anche gli obiettivi esistenziali del progetto di vita. Ma se poi in una regione come il Veneto avete sperimentato nel corso degli anni delle schede di valutazione della disabilità che hanno funzionato e che si può anche valutare di integrare appunto nella valutazione multidimensionale, ma nessuno riteniamo che verrà mai dirvi e potrà dirvi adottate questo modello che magari è stato concepito e prodotto da quell'altra regione o quella tipo di esperienza. Quello che sta venendo fuori, che mi sembra un dato davvero interessante, torno al concetto di coprogrammazione, che la fase di formazione che partirà da settembre, ci sono risorse dedicate in questo decreto, 20 milioni di formazione per il 2024, risorse inedite, 30 milioni per l'anno prossimo, avvieremo poi dal 2025 una sperimentazione. Questo ci consentirà anche di andare a modellare gli strumenti, i metodi, gli approcci, andando a capire quelli che siano anche più adeguati rispetto agli assetti organizzativi. Ora vedevo come Regione Veneto abbiate, è stato ricordato, varato questa importante riforma per la strutturazione degli ATS e per garantire un maggiore coordinamento, organizzazione, unitarietà e anche l'applicazione di livelli e standard di funzionamento omogeneo. Questo sarà un tema fondamentale e non potremo, laddove esiste un ATS, imporre che l'istanza per il progetto di vita venga presentata a un comune, magari capofila di riferimento, se poi in termini di efficienza, appropriatezza e anche funzionalità emerge che il luogo dove andare a depositare questa istanza è all'interno degli stessi ATS così concepiti e strutturati. Magari in altre regioni ci saranno assetti e formule organizzative diverse. Questo vuol dire coprogrammare, coinvolgendo gli operatori, la rete dei servizi, gli enti del terzo settore, sin dall'inizio. Questa è la linea che emerge. Ma stiamo anche parlando di coprogettazione. Uno dei temi centrali è che, per citare anche gli enti del terzo settore, nel momento in cui si costruisce un progetto di vita, vedrete la capacità, al di là del nucleo ristretto della unità di valutazione multidimensionale che è preposta a questa definizione di obiettivi, sostegni, eccetera, funzionamento, in realtà c'è una possibilità mobile di aggregare altri soggetti che possono concorrere alla costruzione del progetto di vita, che è un progetto dinamico, evolutivo, esistenziale, che quindi non ha delle scadenze predefinite. Quello che è accaduto sino ad oggi in tanti contesti regionali, ma determinato dall'approccio e dalla scarsità di risorse, per favorire una platea allargata di beneficiari, di dare 2 anni magari una misura a qualcuno e poi rimettere a bando, e una persona che sarà costruito un percorso di vita con l'alloggio, con il percorso lavorativo, con la mobilità assistita, con l'assistente personale, ha dovuto smantellare tutto perché non aveva più risorse e questo non potrà più accadere. Vedrete che ci saranno principi chiave che dobbiamo saper declinare concretamente, il concetto di non regressione di un progetto di vita. Nel momento in cui affermiamo che quelli sono gli obiettivi, se anche la persona, per motivi anche legati a altre sfere e domini, pensate alla necessità di spostamento per necessità riabilitative.
Se una persona da Padova viene a Verona e qui a fare dei percorsi, dobbiamo capire come garantire la continuità di prestazioni di servizi che sono evidentemente tradotti prima di tutto in sostegni per la autorealizzazione e il disegno esistenziale. Che sia un PDTA, che sia un percorso abilitativo, che si tratti di accompagnamento per la mobilità, sono moduli, elementi che vanno ricomposti in modo molto duttile e capace, e questa è una competenza nuova, per essere appunto in grado di, avete usato questa espressione, accompagnare. Una cosa che mi ha colpito in Regione Veneto per la vostra esperienza lavorativa, che usate molto spesso questa espressione, affiancamento, accompagnamento, uscire dall'approccio di catalogo dei servizi, sperimentare, innovare. Avete usato l'espressione di case manager. Allora, se voi già state cercando di combinare questi elementi in ambito di percorsi di lavoro, è evidente come questo faciliti il rapporto con i referenti di attuazione a livello poi di progetto di vita. Anche in questo caso, vedete, non si è scritto nel decreto case manager, perché qualche regione non gradiva questa espressione, perché poteva essere confusa, sovrapposta rispetto ad altri ruoli in ambito sanitario, l'infermiere, eccetera. Referente di attuazione. Ma è evidente che se voi già state mescolando i vari pezzi e creando dei percorsi integrati sul lavoro, questo facilita poi la ricomposizione unitaria. Vado avanti. Tempi di attuazione li ho già in parte anticipati, però vi devo dire una cosa. Il decreto di fatto è in vigore dalla fine di giugno. La sperimentazione parte dal 10 di gennaio del prossimo anno. Ci sono 9 province, c'è il toto nomine delle province in questo momento che circola, ma non vado oltre. Vi posso soltanto dire che verranno selezionate, e sarà importante che ci sia una rappresentanza autorevole dei tanti territori. Il decreto richiama la necessità di avere nord, sud, centro, isole, anche differenze di dimensionamento, ma perché no anche di pratica, di cultura, di assetti organizzativi. Allora, dobbiamo fare in modo di essere pienamente dentro questa sperimentazione. Si parla di 9 province, ci saranno da mettere in campo la formazione di 300 operatori. Negli operatori ci sono anche referenti ai centri per l'impiego. Non so se avete avuto modo di leggere il decreto, ve lo anticipo. Se andate a vedere la composizione della unità di valutazione multidimensionale, nelle bozze che circolavano fino a 2 mesi fa non c'erano i centri per l'impiego, ci sono oggi i centri per l'impiego. E questo è un tema su cui, devo dire, grazie anche agli amici del sindacato con cui ci siamo confrontati all'interno del gruppo di lavoro, ma anche le rappresentanze delle regioni, è emerso prepotentemente la necessità di garantire la presenza, c'è un inciso, ove necessario, ossia ove la persona decida che il lavoro sia una parte essenziale del suo percorso di vita. Lì deve esserci il referente del centro per l'impiego, ma non solo. Una possibilità poi anche di attivare figure dei servizi pubblici e privati anche in ambito di lavoro, da cui quindi può dipendere l'attuazione del progetto di vita. Allora vuol dire che la sperimentazione è dietro l'angolo, va costruita e va messa in campo. Vi ricordo, ma non vado nel merito, che abbiamo altri 2 decreti importanti che voglio ricordare che accompagnano l'attuazione della legge delega. Uno è quello dell'accessibilità e inclusione dei servizi pubblici, in cui c'è anche un rimando ai lavoratori con disabilità, anche tornando sulla figura del responsabile del processo di inserimento mirato su cui state facendo percorsi di formazione. Questo serve come il pane, direi. E l'altro tema è quello del garante, che non è un garante, attenzione, come quelli che abbiamo visto in alcuni contesti regionali, non parlo della Regione Veneto, non lo conosco, vi posso dire che questa è un'autorità, che quindi come autorità ha poteri di intervento, di vigilanza, di formulazione di pareri e anche di tutela giudiziaria in caso di discriminazione patente, anche agli effetti della legge 67. Quindi un quadro nuovo che si sta affacciando. Questo è il decreto, lo trovate in Gazzetta, il 62 del 3 maggio del 2024. Abbiamo detto di una nuova valutazione di base, vedo INPS, con tutta onestà devo dire che avere un unico soggetto in cui riunificare il processo valutativo non si può che vedere come un elemento di enorme semplificazione e uniformità. Sicuramente ci saranno investimenti, ci saranno percorsi, però questo anche fa sì che ci sia un governo, diciamo, dei processi molto più omogeneo e con standard garantiti a livello nazionale. Sulla valutazione multidimensionale ho già detto, non
torno di più, voglio soltanto dirvi che la vera titolarità anche nella fase di valutazione è in capo alla persona. Per cui uno degli aspetti su cui dovremo lavorare è come garantire quelli che si chiamano da Convenzione ONU i supporti al processo decisionale e partecipativo, perché senza una buona valutazione multidimensionale non c'è un buon progetto di vita. E poi dovremo anche garantire l'attuazione e la valutazione del progetto di vita, garantendo questa facoltà della persona di essere centrale. Uno dei provvedimenti su cui ci stiamo confrontando in questo momento è il decreto di rango regolamentare previsto dall'articolo 28 del decreto, comma 8, che è sulla possibilità di gestione di risorse anche, diciamo, in modo autonomo, ma con impegni di rendicontazione, perché una delle cose che dovremo fare è non poterci permettere che per opacità di gestione del singolo poi venga meno la possibilità di trasferimento anche di risorse in modo, diciamo, diretto per garantire alla persona stessa, laddove ne abbia evidentemente le capacità, le competenze, i supporti, i sostegni, di poter ad esempio assumere delle persone per l'assistenza personale. Vi voglio ricordare altri pochi elementi, quindi vado adesso in modo molto... Ho 5 minuti? Grazie. Okay. Voglio ricordarvi come l'Osservatorio Nazionale, che è partito alla fine dell'altro anno in questa nuova gestione, cambiando anche le regole del gioco, non è oggi questo osservatorio uno spazio negoziale in cui si confrontano le parti sociali, in cui ciascuno cerca di mettere a verbale qual è la propria visione del mondo e magari anche far constatare agli occhi di terzi, diciamo, che ha detto quello che doveva. Non è questo. L'osservatorio è un luogo di consultazione tecnico-scientifico governato direttamente dal Ministro per le Disabilità attraverso un comitato tecnico-scientifico, dei coordinatori. Noi stiamo portando avanti a questo punto il lavoro, ci siamo divisi in 5 gruppi, lo vedrete, e per settembre-ottobre dobbiamo arrivare ad avere una bozza del prossimo programma triennale d'azione. Noi siamo fermi al 2017. Non siamo stati capaci di portare poi a compimento il lavoro, diciamo, della precedente sessione di osservatorio. Quindi abbiamo bisogno, veramente, un bisogno assoluto di avere un programma sulla base di 3 anni che orienti, guidi e anche indirizzi di risorse, perché la legge delega, non scordiamolo, porta anche nuove risorse. Vi faccio un esempio. Andrete a vedere nell'articolo 31 di questo decreto, vi do un po' di indicazioni interessanti, così vi solletico un pochino anche la lettura, un po' guidata. L'articolo 31 può sembrare poca cosa, nella misura in cui ci sono 25 milioni di euro, un fondo dedicato per l'implementazione dei progetti di vita. Non è poca cosa, perché si tratta di una prima tipologia di finanziamento mai esistita, che via via andrà a confluire poi anche nell'ambito chiaramente della gestione unitaria dei fondi per la disabilità, che interviene esattamente laddove le risorse preesistenti nei vari sistemi, sanitario, sociosanitario, sociale, non siano in grado di garantire quel tipo di prestazione o di intervento di sostegno. E quindi stiamo introducendo un elemento che gioca tra le righe e andrà a alimentare il budget di progetto, che sarà uno degli strumenti fondamentali per garantire effettiva capacità di applicazione di un progetto di vita che non è semplicemente un elenco di obiettivi, ma è anche una ricognizione di piani di sostegno preesistenti, tutele che derivano anche dalla valutazione di base, e poi anche potranno essere aggregate risorse del territorio, risorse private, risorse della stessa persona. Pensate anche agli appartamenti a volte che vengono messi a disposizione con vincolo ventennale dalle famiglie. Questo è un budget di progetto. L'altra cosa che stiamo facendo è raccogliere dati. Ho apprezzato molto il fatto che questo ho colto, ma questo devo dire anche per amor proprio, ho dovuto leggere un pochino e documentarmi. Ho visto che la Regione Veneto ha un sistema informativo molto robusto. Io lo conoscevo per la parte sanitaria, con la modalità di ricostruzione ACG, e quindi anche abbiamo avuto come Associazione Italiana Sclerosi Multipla un percorso, qui parlo come ente del terzo settore, di costruzione di PDTA, e effettivamente avere questa stratificazione di popolazione è fondamentale, anche in prospettiva, diciamo, del progetto di vita. Vi ho sentito parlare di questa profilazione qualitativa. Allora, questi sono tutti elementi che sono potenti per andare poi a costruire effettivamente con maggiore facilità dei progetti di vita. Ma i dati mancano. L'ultima relazione della 104, che è un obbligo e che va prodotta al Parlamento, sapete a quando risale? A 15 anni fa. Noi in questo momento come osservatorio stiamo andando a raccogliere
Intanto con Istat abbiamo ricostruito una matrice di dati. Tra l'altro Istat, voglio ricordarvi che anche gestisce un sito Disabilità in Cifre che viene alimentato con dati estremamente interessanti, che dobbiamo magari imparare a maneggiare anche con maggiore profondità e attenzione. Oggi c'è un approccio abbastanza superficiale a questi dati di Istat. Io stesso vi posso dire, all'interno dell'osservatorio e tutti noi componenti dell'osservatorio, vedendo le richieste di questi dati ci siamo detti a un potenziale inespresso, anche dal punto di vista della programmazione sanitaria, anche perché inizia a raccordarsi sempre di più con il casellario delle prestazioni di INPS. Questo è un dato fondamentale. Ma vi volevo dire che quindi stiamo chiedendo alle amministrazioni, arriveranno le richieste anche alla Regione Veneto, una serie di dati, ad esempio quanti progetti 112 sono stati attuati, con quali difficoltà. Noi abbiamo la relazione della Corte dei Conti sulla 112, ma è una relazione amministrativa. Noi vogliamo capire direttamente dalle regioni cosa vuol dire aver governato la 112 e perché alla fine abbiamo totalizzato 8.000 rotti progetti, non i 120.000 che erano indicati nella relazione introduttiva alla legge 112. Queste sono le cose che stiamo facendo. Progetto di vita, vado veramente in conclusione. La cornice è questa: sappiate che c'è un gruppo che si sta occupando anche dei temi del lavoro. Io vi dico soltanto adesso a volo d'uccello le intersezioni. Sicuramente uno dei temi è il raccordo tra il patto personalizzato e il progetto di vita, per quanto riguarda il lavoro. Poi ci si sta occupando di capire come fare poi per la 68, se possiamo anche andare a dare orientamenti per la contrattazione collettiva con delle clausole magari più orientate alle persone con disabilità, congedi, ferie, permessi, eccetera, eccetera. Ma il cuore è quello. Sulla parte scuola, il PEI ha il funzionamento all'interno. Come raccordare il 66 con questo decreto? Questo è il tema. In ambito salute, se abbiamo dei PDTA che già cercano in qualche modo per non soltanto la singola patologia, ma come struttura tipo, anche per persone che quindi hanno bisogno di interventi di salute durevoli, perché la compromissione è durevole, e quindi bisogna avere anche interventi di quota sanitaria durevoli, il PDTA può già essere un elemento che andiamo a raccordare con il progetto di vita. Idem sull'accessibilità, vi ho sentito parlare delle difficoltà per arrivare al posto di lavoro. Il progetto di vita non può essere solo dal fatto che se c'è una complessità rispetto alla configurazione attuale della rete dei servizi di trasporto, alla faccia delle smart community e delle comunità intelligenti, lì magari saremo capaci di attivare anche, perché no, gli enti del terzo settore, ma non in modo sussidiario, residuale, come extrema ratio, ma in un disegno originario si chiamano al tavolo e si costruisce questo percorso di accompagnamento. Che vuol dire che anche per noi enti del terzo settore è una sfida. Vuol dire assumere una cotitolarità di regia nella costruzione e attuazione delle politiche, anche nell'intervento concreto dei singoli progetti di vita. Detto questo, vi lascio queste slide, vi ricordo un pochino, queste le potremo anche condividere, l'approccio da cui stiamo partendo, quindi il costrutto del progetto di vita, i temi che stiamo discutendo. Vedete, in particolare una delle questioni è la dinamicità, come garantire che il progetto di vita non sia statico e rispetto anche ai cambiamenti determinanti, diciamo poi la capacità di inclusione, di autorealizzazione che derivano dalla salute, dal contesto, dall'ambiente e da altri fattori, siamo capaci quindi di rimescolare i fattori e anche, vi voglio ricordare, gli accomodamenti ragionevoli. Ecco, questo è l'ultimo spunto che vi voglio dare. Noi con questo decreto finalmente portiamo l'accomodamento ragionevole da istituto che è nato, è stato concepito e fortunatamente ha anche trovato buona sorte all'interno del mondo del lavoro, a istituto di applicazione estesa per tutti i domini e gli ambiti di vita delle persone con disabilità. C'è l'articolo 17 di questo decreto, che non va in realtà a sminuire quello che è previsto dalla direttiva europea, la 78/2000, il decreto Giovannini, cioè l'accomodamento ragionevole in quota lavoro rimane quello, con tutte le sue potenzialità, ma finalmente abbiamo un potere di impulso, una proposta, un'azione anche, diciamo, antidiscriminatoria nel caso di diniego. Quindi dobbiamo imparare anche a mettere in questo pacchetto di progetto di vita la parte che riguarda anche l'accomodamento ragionevole. Chiudo davvero, vi volevo ricordare questi 5 cantieri che sono in questo momento appunto anch'essi in divenire. Prima di tutto ho detto dei caregiver, l'obiettivo che
a 2 o 3 mesi chiudiamo questo tavolo interministeriale. Sapete che c'era una bozza di testo unico, a questo punto si sta parlando di caregiver anche dal punto di vista del progetto di vita, cioè come il caregiver riesce a intervenire e qualificare la valutazione multidimensionale, perché non è detto che a vita debba rimanere soggiogato da un carico assistenziale che gli impedisce di realizzare una propria dimensione di vita. Quindi stiamo concependo il caregiver come complementare, come deve essere rispetto al progetto di vita della persona. E l'ultimo tema, vi ricordo, è il valore dei dati. Il valore dei dati perché il garante è stato sentito, questo è stato un decreto molto articolato dal punto di vista dei passaggi. Abbiamo avuto anche un passaggio in conferenza unificata, abbiamo avuto passaggio nelle commissioni parlamentari competenti. Il garante, qui siamo rimasti veramente tutti molto soddisfatti, ha dato non soltanto parere positivo, ma ha previsto che con un atto di regolamentazione di rango secondario possono essere definiti meccanismi di tutela, ma ha affermato l'importanza che rispetto al progetto di vita vi sia, come accade per l'FSE, rispetto ai dati sanitari in cui gli operatori hanno titolo ad accedere ai dati pertinenti per il ruolo, la stessa cosa debba accadere per il progetto di vita, superando i confini quindi anche della titolarità di azienda o di compartimento. E questo è un dato veramente importante dal punto di vista anche dell'approccio al dato. I nodi li abbiamo già citati, io voglio soltanto ricordarvi che ci sarà il G7, che sarà dal 14 al 16 di ottobre in Umbria. Ci sarà una giornata d'Assisi che sarà aperta alle associazioni e anche al mondo degli operatori, sarà una giornata di lavoro, di confronto, e poi si sta lavorando come Ministero per arrivare a una carta, la carta di Solfagnano, perché i lavori si trasferiranno poi il 15 in questo castello vicino Perugia, e lì dobbiamo andare a blindare e condensare dei principi anche in qualche modo mettendo a valore l'esperienza italiana, perché sulla 68 noi siamo sempre molto autocritici, ma abbiamo fatto dei percorsi, quando ci stiamo incontrando con le delegazioni di altri stati, tra cui quelle americane, quando sentono quello che noi facciamo sulla disabilità ci dicono voi siete il modello, e anche andare ogni tanto a riconoscere con orgoglio il nostro percorso penso che sia doveroso. Continuiamo a sperimentare, questi sono flash, qui come AISM noi stiamo andando avanti con tante sperimentazioni su tanti fronti. Pensate ad esempio aver coinvolto i medici competenti per avere degli orientamenti per la valutazione di idoneità alla mansione, medici competenti che sono figure centrali anche rispetto al comitato tecnico e a tutti i percorsi di mantenimento al lavoro, ma così come volevo ricordare, e qui chiudo davvero, il lavoro con INPS. Con INPS abbiamo fatto un lavoro che ritengo davvero importante, non soltanto noi, vi ricordo anche gli istituti pediatrici, vi voglio ricordare anche FAVO per l'oncologia. Abbiamo già sostanzialmente costruito dei modelli di certificazione specialistica, in quel caso del neurologo, che può valere in prospettiva come documento di avvio dell'iter accertativo anche per la futura valutazione di base. Facciamo tesoro di queste esperienze e cerchiamole quindi di portare al sistema. Per fare tutto questo, come dire, lavoriamo su tante dimensioni. Io vi voglio ricordare l'ultima dimensione, quella della sostenibilità. Se ne parla un po' poco. Riuscire a recuperare questa quota di lavoro delle persone con disabilità vuol dire agire in sostenibilità, ma vuol dire anche imparare alle aziende a raccontare il loro ottemperare alla quota d'obbligo della 68 in realtà come un investimento in diversità e in competizione di sistema da riportare nei bilanci di missione. Su questo penso che il percorso, si parlava di cultura, sia ancora molto da fare e noi ci mettiamo a disposizione per farlo. Veramente allora la chiusura per me è questa, con questa frase di Einstein che mi ha molto colpito e che in qualche modo rimanda sul concetto di opportunità e di talento. Come dire, il talento è dentro di noi, dobbiamo soltanto creare le opportunità perché lo liberiamo. Grazie per questa occasione. Grazie ai nostri relatori. A proposito di slide, lo chiedevano anche dal pubblico, alcuni intervenuti saranno ovviamente inviate al vostro indirizzo email, quello che avete utilizzato per la registrazione a questa giornata, e saranno presto disponibili anche nella loro interezza di ogni relatore, chiaramente sul sito della Regione Veneto, per cui le riceverete.
Allora, cambio tavolo perché qui sono state citate tutte le parti che adesso interverranno per dare seguito a questa giornata di lavoro. Sono stati citati i sindacati, sono state citate le associazioni datoriali, è stato citato il terzo settore come un settore strategico per dare un'opportunità ulteriore al progetto di vita, per dare slancio al progetto di vita, e allora si accomodano Fabrizio Maritan, che è il delegato regionale del Dipartimento Politiche del Lavoro della CGIL del Veneto, che raggiungerà il tavolo. Ecco qui, sta arrivando, prego si accomodi. Grazie ad Elisa Ponzio, che è delegata del Dipartimento Politiche del Lavoro della CISL del Veneto. Stefano Lupatin, che è responsabile del servizio sindacale referente di Feder Solidarietà e Conf Cooperative Lavoro e Servizio, proveniente appunto da Conf Cooperative del Veneto. Grazie a Carlo Adelchi Castrignano, che è vice procuratore onorario della Procura della Repubblica, rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità. Roberto Sartore è presidente della Conf Professioni del Veneto, Confederazione Italiana Libere Professioni, che è una delle principali organizzazioni che rappresentano e tutelano gli interessi dei liberi professionisti, e grazie a Leonardo Beccati, che è componente della Commissione regionale di concertazione della Regione del Veneto ed è in rappresentanza di Confindustria Veneto. Quindi soggetti che aiutano, accompagnano, e allora è bello che venga premiato, no? Questo concetto, quello dell'accompagnamento, dell'affiancamento. Sono state parole belle quelle che abbiamo appena sentito, una parola che la Regione Veneto ha saputo utilizzare e valorizzare, quindi non affiancare semplicemente, ma prendere per mano, accompagnare, perché, e ritorniamo alle due parole chiave di questa giornata, no? Che sono le opportunità che si trovano e devono essere valorizzate nella diversità, e ovviamente la dignità. E allora quali sono le domande che vogliamo porre a conclusione di questa giornata, no? La personalizzazione dell'intervento, perché ogni persona che viene ospitata ed accompagnata in questo centro, ad esempio, ha una storia a sé stante. Ognuno ha le proprie necessità, e allora i percorsi lavorativi come possono essere realmente personalizzati per portare poi i soggetti alla vera emancipazione lavorativa, quindi all'emancipazione nella propria vita? Questo è il primo interrogativo che io pongo a tutti i relatori. Un altro interrogativo è l'esistenza di due mercati del lavoro, no? Quello ufficiale, quello per tutti coloro che sono qui dentro e che tranquillamente, come sono arrivati nella propria, da soli qui, potranno tornare nelle loro abitazioni. E quando questo non succede, perché due mercati del lavoro parallelo? Fanno veramente bene? Oppure devono essere integrati con piccole sfumature? Un altro interrogativo lo diceva prima uno dei relatori, no? Ci sono tantissimi posti di lavoro vacanti, e allora qual è il compito anche di tutte le realtà qui rappresentate, no? Per riuscire ad andare a colmare questi posti di lavoro e dare anche non solo un futuro agli individui, ma anche un futuro, perché no, a questa regione, a questi paesi, perché nelle diversità ci possono essere delle opportunità. E allora cominciamo con il rappresentante della CGIL. Buongiorno a tutti. Io penso sia sempre un'occasione importante. Intanto saluto anche l'assessore che è arrivata da poco. Benvenuta Deneda Donazzan, grazie di essere con noi anche qui a conclusione di questa giornata. È sempre un'occasione importante questa conferenza annuale, che vi ricordo a tutti è prevista dalla legge regionale, la numero 3 forse, sì, del 2001, che fa seguito alla legge 68 e che prevede che venga convocata ogni anno, come diceva inizialmente anche il dottor Romano. Insomma, abbiamo saltato qualche anno, però insomma in questi ultimi anni è stato quanto mai opportuno fare questa iniziativa, questo convegno. L'anno scorso a Este, molto interessante, anche perché ci dà modo di conoscere
io non ero mai stato in questo centro, ci dà modo di conoscere insomma, la multiforme situazione e varietà insomma, delle strutture che in Veneto si occupano di disabilità e in questo caso anche di inserimento lavorativo. Quindi è un momento importante per verificare lo stato di attuazione della legge 68-99. Come è già stato detto poco fa, mi pare, dal dottor Bandiera che è intervenuto, è una legge, la 68, che ci invidia tutto il mondo. Lui mi pareva facesse riferimento agli Stati Uniti d'America. Io cito, ho cominciato a occuparmi di disabilità nei primi anni 90 e in quegli anni insomma, abbiamo accompagnato una delegazione di sindacati tedeschi nelle nostre aziende qui del Veneto per verificare appunto l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, soprattutto quelle con caratteri difficili, con situazioni difficili, quelle che il dottor Becchelli prima diceva che hanno bisogno di mediazione, e ragazzi down, persone con problemi psichici importanti, alla Zanussi, alla Vetrella, un'azienda del Milanese se non ricordo male, insomma, e in altre aziende di questa zona, e sono rimasti esterrefatti. Era prima della 68, perché come sempre alcune riforme importanti e positive nascono nella società e poi, come dire, è compito della politica, insomma, delle forze sociali, modificare anche quelle leggi come la vecchia legge, insomma, 482 del 68, insomma, che non aveva in sé la filosofia, gli strumenti necessari per accompagnare queste riforme che già erano nate nella società e dal basso. E quindi è una legge di civiltà, che naturalmente, come tutte le leggi, può essere migliorata, può essere implementata, ma sempre in quella direzione, sempre con quella impostazione, con quella filosofia. Come è stata una legge di grande civiltà, insomma, quella che ha abolito le classi speciali nel 1977, anche quella è stata una legge, un intervento di grande civiltà. Come è stato successivamente un intervento di grande civiltà, lo cito, la legge 180, la legge Basaglia di chiusura nei manicomi, perché tutte queste iniziative, ho citato solo queste, hanno permesso a molte persone effettivamente di diventare cittadini a tutti gli effetti di questo Paese. E qui vale sempre la pena ricordare l'articolo 3 della nostra Costituzione. Lei ha parlato prima di dignità. L'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. E poi dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera. Allora, io penso che dobbiamo sempre avere presente queste, diciamo così, questa normativa principale, insomma, di portata costituzionale che abbiamo, che molti paesi ci invidiano, come ci invidiano appunto queste leggi. Il ruolo della Commissione regionale del Fondo Disabili, di cui faccio parte ormai da tanti anni, come è stato detto sempre dal dottor Romano all'inizio, insomma, è stato quello in questi anni di fare il possibile in una regione che ha una ricchezza anche da un punto di vista produttiva molto importante. E quindi noi non siamo, adesso mi scusino che originari della Calabria, non abbiamo il tessuto produttivo della Calabria, abbiamo il tessuto produttivo del Veneto e quindi abbiamo un terreno molto fertile per aiutare e sostenere l'inserimento lavorativo delle persone disabili. Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato possibile come Commissione e lo stiamo ancora facendo. In questi ultimi 3 mesi abbiamo fatto una serie di incontri con un gruppo di lavoro ristretto proprio per verificare insieme alla Regione e a Veneto Lavoro per verificare la possibilità di migliorare, di implementare, di aiutare sempre di più le persone disabili a inserirsi nel mondo del lavoro e a mantenersi nel posto di lavoro, perché parliamo di inserimento, parliamo poco di mantenimento del posto di lavoro, perché molte persone vengono inserite ma poi non tutte rimangono nel posto di lavoro, come ben sappiamo, e parlando sempre di disabilità. Ed è una commissione, devo dire, che in questi anni per me ha lavorato bene, nel senso che ha lavorato in maniera collegiale, anche con autonomia, devo dire, rispetto anche
alle problematiche che abbiamo affrontato e che ha un compito, diciamo, importante, che è quello di far utilizzare al meglio le risorse. Purtroppo abbiamo risorse che sono incrementate in questi anni del Fondo regionale disabili. Anche questo è un argomento da affrontare, da approfondire, spero che la Regione Veneto Lavoro lo affronteranno prima o dopo, che è quello di un aumento consistente degli esoneri parziali da parte delle imprese. Negli ultimi anni è stato un boom di esoneri. Siamo passati da 7-8 milioni di euro di 6-7 anni fa ai 17, 18, 20 milioni di euro. E qui c'è un boom di esoneri che è spiegabile da un certo punto di vista, ma forse va un po' indagato e approfondito. Non è sempre spiegabile a mio modo di vedere. Abbiamo 20.000, come dire, come Commissione stiamo cercando di utilizzare al meglio queste risorse proprio per aiutare le persone. Ci sono, diceva il dottor Barone, 20.000 persone ancora iscritte nelle liste della legge 68. Apro una parentesi, non è obbligatorio iscriversi alle liste della legge 68, se uno vuole si iscrive e se non vuole non si iscrive, quindi chiuso il capitolo anche rispetto a una discussione su cui sicuramente non vorrei imbarcarmi. E rispetto a questo, le persone che si iscrivono vuol dire che hanno bisogno di aiuto, non c'è altra spiegazione. Se ci sono ancora 20.000 persone iscritte alla legge 68 e ci sono 14.000 grosso modo, insomma, ancora posti disponibili, cioè di aziende che sono tenute a occupare persone con la disabilità, vuol dire che c'è uno spazio importante, non per collocarle tutte, ma sicuramente per collocarne tante. Allora io vorrei, e vado verso la conclusione, io vorrei che noi ci concentrassimo, e lo dico ai colleghi di Veneto Lavoro, ci concentrassimo un po' meno, ho cercato di capire, un po' meno sull'articolo 14 e un po' di più invece sulle altre questioni che riguardano l'inserimento lavorativo delle persone disabili, perché l'articolo 14 riguarda una platea, abbiamo visto insomma, una platea di persone che sono il 3% attualmente, tra il 2 e il 3% a livello regionale, mentre c'è una platea molto più ampia, insomma, che ha bisogno, attraverso le politiche attive del lavoro che stiamo cercando di fare insieme alla Regione, come Commissione del Fondo regionale disabili, di partire, di portare alla massima potenza. Parlo del voucher rafforzato per le persone disabili, parlo degli interventi per la transizione scuola-lavoro, parlo dei tirocini che sono fondamentali, parlo dell'accompagnamento al lavoro, parlo di tante altre cose. Ora, concentriamoci un po' di più su queste cose, perché imbarcarsi in un'altra discussione sull'articolo 14 secondo me non vale la pena, ci fa perdere tempo. Lo dico al dottor Becchelli, che prima ha fatto anche ventilato una sorta di ipotesi. Dottor Becchelli, dai vostri dati risulta che ci sono 12.000 aziende in Veneto che hanno presentato il prospetto informativo, ok? 12.000 aziende, vuol dire soggette all'obbligo. Ce ne sono 285 che hanno, fatto una convenzione dell'articolo 14. Mi pare che la platea da 286 a 12.000 sia molto ampia se uno vuole utilizzare l'articolo 14 e la convenzione che abbiamo fatto, o no? Mi pare questo il tema da affrontare, non il tema di aumentare l'articolo 14. E concludo dicendo che per me, e rispondo anche a una domanda che ha fatto la collega come vuole, che ci gestisce, ma so che non è, come dire, non sempre seguiamo la scaletta che ci viene data. Io penso, e ad un certo punto io chiudo, io penso che la centralità di tutto e di gran parte, se non di tutto, naturalmente mi limito all'ambiente lavorativo principalmente, sia quella della centralità della scuola, dell'istruzione e della formazione. Se noi diamo valore all'istruzione, all'inserimento scolastico, alla centralità della formazione professionale e così via, probabilmente risolviamo molti di questi problemi che sono qui, anche quello dell'inserimento lavorativo, che come si diceva giustamente, in questo momento ci sono in Italia, ma anche in Veneto, migliaia in Veneto di persone che le aziende non riescono a trovare per inserimento al lavoro, figuriamoci con i lavoratori disabili che hanno maggiori difficoltà da questo punto di vista. Ecco, se ci concentriamo di più
lo dico alle strutture della Regione, ma non solo alle strutture della Regione, a tutti, di più sulla formazione, sull'istruzione, sull'inserimento e sulla formazione professionale, forse facciamo un buon lavoro. Grazie Maritan. È una conferenza permanente per cui sollecitazioni, appelli alla politica sono importanti, no? Per trovare stimoli comunque di discussione, di riflessione e anche, come dire, di indirizzo delle risorse che ci sono state rappresentate questa mattina. Quindi Elisa Ponzio della CISL, lei si occupa molto di orientamento professionale. Allora caliamo appunto quello che è l'orientamento anche in questa struttura così importante per chi deve strutturare il suo progetto di vita. Buongiorno intanto a tutte e a tutti. Io sono qui in rappresentanza di CISL, ma vorrei anche portarvi l'esperienza che stiamo facendo all'interno della Commissione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità. Ecco, siamo qui tra l'altro tutti presenti, ce ne sono altri in sala, la Presidente di questa Commissione è l'Assessore Donazzale e poi di solito ci accompagna il Vicepresidente che è il Direttore Agostinetti, per cui ecco, a dire che è un luogo, una sorta diciamo, ci sono le associazioni appunto delle persone con disabilità, il terzo settore, è un luogo dove sono rappresentate pariteticamente diversi soggetti che in questa sede hanno diciamo, l'obiettivo, la finalità di spendere al meglio le risorse del fondo di cui vi parlava prima anche Fabrizio Maritan, di spendere al meglio queste risorse e in questi anni devo dire che è stata un'esperienza positiva da un punto di vista anche di quello che potremmo dire che il dialogo sociale qui è funzionato all'interno di questa commissione, ha dato alcuni risultati che vi vorrei appunto presentare. Secondo me appunto alcuni risultati che secondo me sono importanti. Ecco, un primo risultato che io ritengo importante in questi anni è stato quello di avere portato anche le risorse del fondo all'interno di un programma che prevede una gamma di interventi che sono stabili e certi per le imprese, per le persone, e questo secondo me è un elemento importante perché avevamo sicuramente una grande esperienza in Veneto da tanti anni sul territorio, servizi, operatori, hanno le imprese, ma anche insomma ci sono tanti soggetti che hanno lavorato in questo ambito e quindi hanno costruito esperienze e competenze secondo noi molto anche importanti che è importante che anche la programmazione regionale valorizzi e possa potenziare. Per cui ecco, questo secondo me è un primo risultato di questo dialogo anche all'interno di questa commissione. Poi un altro secondo me risultato importante è che questo programma ha alla base una visione e la prospettiva, quella che questa mattina è stata anche da poco rappresentata quando ci è stato presentato il decreto ultimo sulla disabilità, che è quella che si rifà all'ONU, cioè all'idea che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere di tipo comportamentale e ambientale e pertanto si deve lavorare su quelli che sono stati chiamati gli accomodamenti ragionevoli e quindi sul cercare di ridurre queste barriere e trovando quindi tutte le modalità che possono ridurre queste barriere. Ecco, aver lavorato su questa visione che ci accompagna da qualche anno è fondamentale perché intanto porta ad avere una visione meno assistenzialistica anche delle persone con disabilità, visione che nasce a volte purtroppo anche nell'età evolutiva, per cui per esempio una delle misure importanti che ci sono in questo programma, che potrà anche essere migliorata in prospettiva, è quella legata alla transizione scuola-lavoro, cominciare finché i ragazzi sono ancora
a scuola, a parlare di lavoro anche con un approccio educativo al lavoro, al valore del lavoro, che il lavoro poi diventa la forma vera di emancipazione che hanno anche, diciamo, l'indipendenza economica passa appunto attraverso il lavoro, quindi parlare di lavoro, del valore del lavoro, di un lavoro anche dignitoso, che poi, ecco, uno dei temi che ci riguarda anche come parti sociali è quello poi comunque anche che sia un lavoro remunerato in maniera adeguata. E quindi diciamo, questo è un tema importante che però va coltivato fin dalla scuola, il valore educativo del lavoro. Per cui ecco, anche questa misura ha questo valore che secondo noi è importante. Ma poi appunto all'interno ci sono tutta una serie di altri interventi che sono partiti proprio da questa visione che vi dicevo, che vanno a rinforzarla, nel senso che sono stati attraverso questo programma riproposti tutta una serie di strumenti che sono importanti per le persone con disabilità, che hanno funzionato negli anni e che hanno riguardato per esempio tutti i tirocini, dai tirocini formativi a quelli di inclusione sociale, l'accompagnamento ai tirocini, gli incentivi poi per le imprese, ma poi magari ne riparla sicuramente il dottor Beccati. Ecco, sono stati riproposti questi, ma secondo noi la cosa interessante che si sta sperimentando è questa, che se pensiamo al progetto di vita lavorativa, come si diceva prima, e inseriamo il lavoro all'interno del progetto di vita lavorativa delle persone, ecco che i temi della personalizzazione diventano estremamente importanti del servizio, personalizzazione che passa attraverso la profilazione appunto anche approfondita delle persone, quindi e questo già accade, no, all'interno dei nostri servizi, ma è stata ulteriormente rafforzata una profilazione qualitativa da una parte, che dovrà sempre più però in prospettiva, ecco, si parlava prima di formazione, sarebbe importante a nostro avviso che una formazione importante venisse fatta su tutto il tema degli accomodamenti ragionevoli. Forse questo è uno dei punti, delle criticità che io andrei in prospettiva anche a suggerire, perché al di là che abbiamo risorse importanti che non vengono spese su questo capitolo qui, parlare di accomodamenti ragionevoli significa appunto cercare di riorganizzare gli ambienti di lavoro, oltre che a intervenire su aspetti di tipo architettonico e così via, ma anche oggi anche la tecnologie assistive, ma ci sono tantissime possibilità, orari, ritmi di lavoro e così via, che se anche gestiti nel momento tra la profilazione qualitativa, tra l'approfondimento della valutazione della persona e appunto il contesto in cui va a inserirsi, anche questo sarebbe interessante appunto che più operatori venissero formati. Ecco, io credo che poi l'altro elemento e l'ultimo, poi mi fermo, di questa personalizzazione, no, di questo progetto di vita, un elemento centrale è sicuramente l'integrazione, no? Che questa conferenza mette insieme il sociosanitario, il lavoro. Si parlava prima degli ambiti territoriali sociali che adesso potrebbero essere anche la cornice in cui inserirsi, per cui credo, ecco, che come Regione abbiamo una serie di strumenti. In prospettiva abbiamo visto degli approfondimenti anche oggi interessanti che vengono dai centri per l'impiego, ma penso anche ai SIL che hanno altre esperienze estremamente importanti, anche gli operatori privati, mettendo insieme le diverse conoscenze e approfondendole sono sicura appunto che la cornice c'è e si può sicuramente migliorare in prospettiva. Poi magari andremo anche a valutare, cercando di vedere quali sono le esperienze in corso e le opportunità o meno, altre possibilità per chi ha più difficoltà realmente però a inserirsi. Chiaro che se si inizia a lavorare su percorsi di vita fin da subito, probabilmente molte meno persone arriveranno come oggi senza magari un'istruzione, senza la possibilità di aver fatto dei percorsi formativi, e quindi probabilmente avranno più opportunità anche a inserirsi in mercato del lavoro ordinario. Ecco, si può solo migliorare, insomma, perché la cornice è già ben definita. Ecco, un altro stimolo per riuscire a migliorare. E adesso una cosa ce l'abbiamo chiara tutti, credo, che nel momento in cui si parla di inserimento lavorativo e di disabilità è la rete quella che conta, è quanto forte e stretta è la maglia che può, come dire,
aiutarsi quotidianamente nella gestione e anche nell'inserimento lavorativo. E a questo punto la parola va anche al mondo delle cooperative, a Stefano Lupatin, che è responsabile del servizio sindacale ed è referente di Federsolidarietà e Conf Cooperative Lavoro. Prego. Okay. Grazie per la parola, grazie alla Regione in particolare per l'invito e per aver organizzato questo importante momento di confronto. Premetto che io interverrò anche a nome dei colleghi di Lega Coop Sociali che sono in sala e che quindi rappresentano con Conf Cooperative e Federsolidarietà una parte importante della cooperazione sociale. Allora, grazie alla Regione, grazie all'assessore per aver organizzato anche quest'anno quello che sta diventando ormai un appuntamento fisso, e per noi questo è molto importante. È importante che questo sia un appuntamento fisso perché per la cooperazione sociale questo è un ambito di grande rilevanza, ma mi permetto di dire che il ruolo della cooperazione sociale in questo ambito è un ruolo di grande importanza, e da qui anche il grande interesse per noi a questi confronti, e da qui anche la presenza di molte cooperative sociali oggi qui, che saluto affettuosamente perché credo che vada riconosciuto alle cooperative sociali, anche in questo territorio in particolare, un grande impegno e un grande lavoro. Ecco, quindi un'occasione questa, come dicevo, molto preziosa di confronto. Per parlarvi di quello che fa la cooperazione sociale in questa area di intervento io avrei bisogno di alcune ore che non ho, Purtroppo no. E quindi mi limito a darvi dei flash e dei titoli. Innanzitutto, partendo da alcuni dati, oggi abbiamo visto diversi dati, qualche dato ve lo voglio offrire anch'io. Abbiamo in Regione Veneto iscritte all'albo delle cooperative sociali più di 700 cooperative sociali. All'interno di questa platea 300 cooperative sociali si occupano di inserimento lavorativo. Lo fanno in via esclusiva, e parliamo delle cooperative sociali tipo B, e lo fanno con il cosiddetto scopo plurimo, quindi integrando la parte più socio-assistenziale con la parte legata all'inserimento lavorativo. Per quanto riguarda le cooperative aderenti alla nostra associazione, sono i dati appunto che noi abbiamo a disposizione, possiamo dirvi che delle 415 cooperative aderenti alla nostra associazione a livello regionale, all'interno di questa platea di cooperative abbiamo indicativamente 2.500 inserimenti lavorativi di persone che appartengono alle categorie della legge 381. Quindi parliamo di una serie di categorie all'interno delle quali c'è anche l'ambito della disabilità, che rappresenta la maggior parte di questi lavoratori. Tanto per darvi dei numeri, ripeto, però relativi all'ambito della nostra associazione. A questi inserimenti lavorativi vanno aggiunti tutti i tirocini, perché questi numeri che vi ho dato sono rapporti subordinati, vanno aggiunti tutti i tirocini, e abbiamo visto prima non sono pochi, e vanno aggiunti naturalmente gli inserimenti lavorativi che vengono realizzate da altre cooperative che non sono aderenti alla nostra associazione. Questi alcuni dati. Qual è l'obiettivo principale della cooperazione sociale in questo ambito e come lo porta avanti questo obiettivo? Allora, la cooperazione sociale cerca di occuparsi di quei percorsi di inserimento lavorativo che hanno le maggiori difficoltà, quelle di cui parlava il dottor Becchelli stamattina, quel 20% ragionando sui flussi annuali che poi diventa un 47%, che è la platea che rimane lì nelle liste di collocamento e che difficilmente trova un inserimento lavorativo se non si mettono a disposizione di queste persone degli strumenti specifici, delle risposte maggiori, delle risposte che possano offrire degli strumenti maggiori rispetto a quelli che si mettono a disposizione per le persone con disabilità che appartengono in qualche modo a fasce che incontrano meno difficoltà. Parliamo della disabilità psichico-intellettiva sostanzialmente, e parliamo di una disabilità fisica oltre determinate percentuali di invalidità. Le cooperative sociali cercano di attivare dei percorsi personalizzati in questo ambito soprattutto, e lo fanno con tutta una serie di know-how, di professionalità. Innanzitutto cercano di mettere a disposizione un contesto accogliente. Io uso questo aggettivo, molti parlano di contesto protetto, io preferisco l'aggettivo accogliente,
un contesto dove si realizzi quell'efficace lettura dei bisogni, delle competenze, ma anche delle aspirazioni e delle attitudini del lavoratore con disabilità. Mettono a disposizione il personale qualificato, quindi parliamo della fase che ormai ha assunto una importanza centrale, la fase del tutoraggio aziendale, la fase dell'accompagnamento, la fase dell'affiancamento di cui si è tanto parlato. Quindi questi sono due elementi che caratterizzano l'impegno della cooperazione sociale. L'ulteriore elemento che voglio evidenziare è quello di cui si è parlato tanto questa mattina, l'integrazione tra i diversi profili di intervento, quello più socioassistenziale e quello legato all'inserimento lavorativo in senso stretto. Si è detto tanto questa mattina su questo aspetto, che ci porta poi a parlare della presa in carico globale, come è stata definita, che ci porta a parlare della presa in carico del progetto di vita, di cui appunto ripetutamente oggi abbiamo parlato. La cooperazione sociale rappresenta plasticamente questa cosa qui e lo fa ad esempio in forza del fatto che nella cooperazione sociale coesistono due anime, due scopi, quello delle cooperative sociali di tipo A, quelle socioassistenziale. Noi rappresentiamo la maggior parte degli enti accreditati nell'ambito della disabilità e della salute mentale, nell'ambito socioassistenziale. Adesso è andato via il dottor Spano, ma con lui ci confrontiamo naturalmente anche su tutta questa area di intervento, e la cooperazione sociale poi parallelamente si occupa di inserimento lavorativo. Quindi l'integrazione tra questi due profili di interventi per noi è naturale. Allora, un ultimo elemento e poi mi avvio alle conclusioni. Il rapporto con il mondo del profit e con le aziende profit che sono anche qui rappresentate è fondamentale per noi. Negli ultimi anni le cooperative sociali si stanno proponendo sempre di più nei confronti del mondo profit e lo stanno facendo sempre con maggiori energie, lo stanno facendo con gli strumenti tradizionali e quindi le commesse tradizionali, gli appalti tradizionali, l'articolo 14. Apro e chiudo la parentesi sull'articolo 14. Per noi quei 560 inserimenti lavorativi in Veneto sono un elemento positivo da difendere. Credo che le cooperative sociali presenti oggi lo possano dire e riteniamo, con Fabrizio ci confrontiamo spesso su questo e ci conosciamo da tanto tempo, credo che possiamo dire che si debba cercare di aumentare questo numero. E lo diciamo, lo dico all'amico Fabrizio, partendo da un presupposto che, secondo il nostro osservatorio, riteniamo che un mancato articolo 14 sia una mancata assunzione. L'alternativa a un'attivazione di un articolo 14 spesso è una mancata assunzione. Credo che anche i presenti qui in sala possano confermarlo. E non è spesso un'assunzione in un'azienda profit, infatti ce lo testimoniano i molti esoneri che abbiamo. Quindi questo è un po' il motivo, questo tra gli altri è uno dei motivi per cui noi riteniamo che questo sia un percorso da implementare, quello dell'articolo 14, e quindi ecco, ci tenevo a far presente in questa sede questa riflessione. Chiusa parentesi sull'articolo 14, parlavo del rapporto con il profit, dicevo strumenti tradizionali, commesse, appalti, ma anche strumenti innovativi. Le nostre cooperative sociali stanno sempre più cercando di accompagnare, traghettare, affiancare quelli che sono gli inserimenti lavorativi all'interno delle aziende profit, proprio cercando in una logica di percorso graduale di fare questi accompagnamenti. È una esperienza ancora che ha un elemento di innovatività, ma ci stiamo lavorando, così come stiamo utilizzando degli strumenti innovativi da un punto di vista giuridico. Ci sono delle aggregazioni tra cooperative sociali che si sono create proprio per affrontare, diciamo, una proposta nell'ambito del profit, così come ci sono dei contratti di rete tra cooperative sociali e aziende profit. Vado verso la conclusione. Prego. Due punti che sono uno sguardo al futuro e anche delle possibili proposte da affrontare assieme. Il tema dei tirocini, se ne è parlato tanto oggi. Allora, lo si diceva anche questa mattina, i tirocini sono un elemento di grande importanza. Lo sono perché spesso sono necessari per attivare un percorso personalizzato.
In molti casi, se non si passa attraverso l'esperienza del tirocinio o se non si utilizza lo strumento del tirocinio, non si riesce ad attivare un percorso personalizzato. Partendo da questo presupposto, noi diciamo che i tirocini sono importanti nelle due loro declinazioni che i partecipanti conoscono sicuramente, i tirocini tra virgolette ordinari, quelli della 1816, quelli attivati, come sappiamo, spesso anche dai centri per l'impiego, e i tirocini di inclusione sociale. Entrambe queste declinazioni sono importanti. Quello che noi proponiamo è di prendere in considerazione anche la possibilità che in qualche modo i fondi regionali, che si potranno articolare in varie modalità, possono anche incontrare e supportare i tirocini di inclusione sociale. Oggi questi tirocini non hanno una copertura economica. Questo diventa necessario perché spesso i tirocini incontrano la difficoltà della sostenibilità economica. Quindi spesso non si riesce a attivare un tirocinio perché c'è il tema legato alla sostenibilità economica. Finisco veramente con un ultimo punto sugli ATS, se ne è parlato molto, ambiti territoriali sociali, una rivoluzione copernicana per chi opera nel sociale in questa regione. La legge regionale è stata approvata pochi mesi fa. Allora, l'ambito territoriale sociale dovrà fare una cosa che non si è mai fatta in Veneto, la programmazione in ambito strettamente sociale. Di fatto in Veneto non c'è mai stata una programmazione esclusivamente rivolta all'ambito sociale. Noi abbiamo chiesto alla Regione di dedicare uno spazio apposito in questa programmazione sociale all'ambito dell'inserimento lavorativo, così come i piani di zona e come si chiameranno in futuro gli strumenti programmatori in ambito sociale hanno una loro parte sull'infanzia, hanno una loro parte sulla salute mentale, hanno una loro parte sulla disabilità. Noi chiediamo che ci sia uno spazio dedicato appositamente alle azioni di inclusione sociale. I comuni possono fare molto, possono fare ad esempio le gare riservate, quindi commesse pubbliche che vengono affidate a operatori economici che si obbligano a occupare il 30% di persone con disabilità. Finisco, grazie a tutti e grazie ancora alla Regione. Grazie a Stefano Lupatin. Chiaramente, insomma, le sollecitazioni a chi deve governare i processi, gli amministratori, la politica di fatto sono diverse. Dopo ci saranno le dovute risposte agli appelli lanciati. La parola a Carlo Adelchi Castrignano, che è presidente regionale dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multiple, e anche rappresentante, insomma, delle associazioni delle persone con disabilità. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Sono sempre felice e contento venire quando ci sono questi convegni, perché sono una elevazione culturale continua. Quello che io faccio parte anch'io della Commissione regionale per la gestione del Fondo Disabili, tutti quanti i colleghi che mi hanno preceduto hanno dato un inquadramento delle nostre attività che nell'ambito della Commissione sono continue, non si fermano un attimo, è un continuo valorizzare determinate condizioni che si sono create, che si debbono creare, che si dovranno creare in futuro. Vado un attimo alle domande che erano state poste all'inizio, perché dati penso che oggi siano stati sciorinati in modo non indifferente. Per dare una risposta a queste domande, uno per quanto riguarda la personalizzazione dell'intervento, si può dire che è il cardine fondamentale e sostanziale dove troviamo proprio la collocazione nel momento in cui la persona con disabilità decide di attivare il progetto di vita. Ecco che ritorniamo al discorso, quindi identifica di fatto quelli che sono gli ambiti dove ci si deve per forza di cose concentrare, gli obiettivi in coerenza naturalmente con il funzionamento e il contesto nel quale si opera. Nel momento in cui il lavoro venga individuato come uno degli ambiti del progetto di vita, è essenziale il coinvolgimento di tutti gli attori relativi all'inclusione lavorativa, ma fino dalla fase di valutazione multidimensionale, fin da quella fase, per poi concorrere successivamente alla costruzione e quindi all'attuazione effettiva del progetto di vita
e del budget, non dimenticando però la valutazione sempre finale, che va modellata in considerazione dei vari cambiamenti che possono sopravvenire. Quindi il progetto di vita di fatto consente il superamento di quelle che sono delle rigidità delle diverse filiere, riorientando quelli che sono i sostegni e i servizi anche ai fini lavorativi. Una delle politiche attive che è molto importante, della quale con ogni probabilità andremo a parlare poi in commissione, spero ne farò cenno, è il fatto che debba essere presa in considerazione da parte di tutti quanti gli attori coinvolti una politica attiva che altro non è che la cosiddetta riabilitazione vocazionale, che va intesa come quella forma specifica di approccio riabilitativo dedicata all'inserimento e al mantenimento del posto di lavoro. Poi ha fatto la domanda dei due mercati paralleli. È una domanda abbastanza complessa, da come la vedo io, perché ha dei risvolti positivi, ma se li andiamo a guardare potrebbero avere anche dei risvolti negativi. Quindi se da un lato la creazione di un mercato del lavoro speciale per le persone con disabilità può offrire tutte le opportunità di impiego attraverso tutti quanti gli strumenti che sono stati poc'anzi elencati, naturalmente dà l'accessibilità al mercato del lavoro. Questo tipo di mercato può essere progettato per offrire un supporto specifico e adattamenti necessari per consentire alle persone con disabilità per svolgere il lavoro in modo efficace e soddisfacente. Ma c'è un altro verso che forse è quello negativo. L'esistenza di questi due mercati del lavoro potrebbe anche perpetuare la segregazione e la discriminazione, creando così una divisione tra i lavoratori con disabilità e quelli senza, e inoltre limitare le opportunità della loro integrazione sia sociale che professionale, rinforzando quindi gli stereotipi e i pregiudizi sulla loro capacità di contribuire pienamente alla società, e questo deve essere evitato sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo ideale naturalmente sarebbe quello di lavorare verso un mercato del lavoro inclusivo in cui tutte le persone con disabilità abbiano accesso alle stesse opportunità di impiego e ricevano il supporto necessario per avere soddisfazione nel mondo del lavoro. Potrebbero includere misure come l'adattamento dell'ambiente lavorativo, la formazione specifica, il sostegno personalizzato e politiche che promuovono l'inclusione sul posto di lavoro. Quindi, in estrema sintesi, mentre la presenza di un mercato del lavoro speciale può offrire vantaggi iniziali in termini di accesso all'impiego per le persone con disabilità, l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di lavorare verso un sistema più inclusivo e integrato che riconosca e valorizzi le abilità e le potenzialità di tutti i lavoratori indipendentemente dalla presenza di una disabilità. Il canale della legge 68 deve rimanere come politica e sistema di accomodamento ragionevole concorrente, lavorando in parallelo su un mercato davvero aperto per consentire un lavoro liberamente scelto in condizioni di pari opportunità. L'ultima domanda, se non mi sbaglio, era relativamente alla responsabilità sociale delle imprese. Sì. Certo, è necessario che il valore del lavoro delle persone con disabilità, oltre alla dimensione come obbligo, sistema di incentivi, sostegni, percorsi, vada a recuperare ancora oggi esistente quel famoso gap che tutti conosciamo. È importante affrontare le discriminazioni e le percezioni negative riguardanti le persone con disabilità sul posto di lavoro. Ci sono molte iniziative e politiche che possono essere adottate per promuovere l'inclusione e garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a lavori retribuiti e significativi.
nell'ambito della Regione Veneto, nell'ambito di quella che è la Commissione, tutto quello che discutiamo in Commissione è tutto rivolto e finalizzato a questo. E si deve continuare ad andare avanti su questa strada. Capisaldi, sensibilizzazione e informazione, lo hanno già detto prima, adattamenti del posto di lavoro e tutti i programmi di inserimento lavorativo. Qui mi sembra che la Regione Veneto, la Commissione e quant'altri, i vari attori oggi lo stiano esplicitando. È da migliorare, tutto è migliorabile nella vita. Andiamo avanti. Grazie. Grazie a lei. Grazie a Castrignano. Abbiamo sentito le realtà del terzo settore, abbiamo sentito le realtà, le parti sociali, insomma, le realtà no profit. Adesso vediamo il contributo che le imprese profit e anche le imprese individuali, le partite IVA, possono dare all'interno di questo contesto, all'interno di questa rete di cui ovviamente imprescindibilmente devono far parte, possono far parte e possono dare il loro contributo. La parola a Roberto Sartore, che è il presidente di Confoprofessioni Veneto ed è anche rappresentante dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Prego. Grazie, oramai buon pomeriggio a tutti, vista l'ora. Ringrazio per l'opportunità di portare l'esperienza diretta che normalmente apporto anche in commissione, che è quella di essere, prima di arrivare in commissione, alla scrivania del mio studio e quindi ad affrontare quelle che sono poi le realtà di tutti gli intermediari e delle aziende che noi rappresentiamo. Quanto dirò va al di là della mia sensibilità personale, che è in armonia con la mia educazione salesiana, quindi porto solamente oggettivamente quello che rileviamo normalmente. Il primo punto è quella che sembra una aporia antinomica tra il fatto che le aziende non trovano i disabili e i disabili che non trovano il posto di lavoro. Ovviamente la normativa, e mi riferisco in parte anche alla 151 che ha modificato la 68, non è che aiuti, perché avendo abbassato a 15 anche l'obbligo, non è che questo aiuti, perché le aziende sono ancora più in difficoltà a reperire questo personale. Ovviamente questo si inserisce, come abbiamo detto oggi, nella denatalità e in tutto quanto, però è un fatto oggettivo, cioè non riusciamo, le nostre aziende non riescono a trovare il personale da impiegare. In questo si inserisce anche un'altra necessità che hanno le aziende, che è importante. Quindi al di là delle more della privacy che vanno rispettate, però conoscere quali sono le aspirazioni, quindi si inserisce anche nel percorso di vita e lavoro, le aspirazioni che ha il candidato disabile e anche le sue criticità. Questo per noi è fondamentale per poter collocare al meglio o per consigliare le aziende su come collocare la persona che cerca il posto di lavoro. E qui, a mero titolo di esempio, è emerso anche oggi, una difficoltà è quella della mobilità, cioè ci sono persone che hanno solamente qualche problema ma non possono avere la patente per la disabilità, però possono lavorare tranquillamente, però hanno difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, oppure hanno difficoltà a rispettare gli orari di lavoro. Ecco quindi che conoscere più a fondo quelle che sono queste necessità e criticità ci aiuterebbe molto. Poi un altro punto, e qui mi duole dirlo e non viene mai detto, quindi al di là delle problematiche che dà il datore di lavoro, che qualche volta è poco sensibile anche a questo, qualche volta dobbiamo dirlo, ma ormai il datore di lavoro un po' è entrato nell'ottica. C'è un altro atteggiamento molto delicato, che è quello dei compagni di lavoro del disabile. Molte volte accade che il disabile o venga ghettizzato nell'ambito lavorativo o venga deriso addirittura. E questo fa parte dell'educazione che devono avere anche gli altri lavoratori, perché questo crea un grosso problema al disabile, perché al di là di non inserirsi ha anche un problema poi suo psicologico, perché si vede non inserito in una situazione dove desidera inserirsi, ma addirittura deriso. Quindi anche qui, secondo me, c'è un grosso lavoro da fare da parte di tutti,
per sensibilizzare anche la correttezza dei compagni di lavoro. Vado a concludere molto rapidamente con un altro punto. Si è parlato di incentivi e qui, nonostante l'impegno di Veneto Lavoro e di quanti altri che cercano di divulgare la conoscenza di questi incentivi, e faccio ammenda anche per la categoria che rappresento, molte volte sono ancora poco conosciuti. Anche qui ci vuole uno sforzo notevole per far comprendere ai miei colleghi, che poi sono portatori verso le aziende di questi incentivi, di amplificare la conoscenza di queste opportunità che ci sono e che in Commissione trattiamo. E mi fermo qui. Grazie. Preciso, diretto. Lo sarà anche senz'altro Leonardo Beccati, che in rappresentanza di Confindustria Veneto è qui con noi. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Assessore, grazie dell'invito. Io intervengo sia a nome di Confindustria Veneto che delle altre associazioni datoriali che sono anche qui presenti, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, ecco, che sono componenti della Commissione regionale, per dire alcune cose in breve. Ecco, intanto ringrazio la Regione Veneto e Veneto Lavoro per i dati che ci hanno forniti, perché i numeri parlano chiaro. Il 75% degli occupati disabili è nel settore privato, il pubblico impiego ha solo il 25%. L'altro dato importante che ha fatto presente questa mattina il dottor Romano è che il lavoro che stiamo facendo come parti sociali con la Regione Veneto sta dando dei risultati in miglioramento, sta aumentando il numero degli occupati e questo è un dato importante. Abbiamo visto anche che il tasso di adempimento all'obbligo della legge 68 è elevatissimo da parte delle imprese e questo è un'ulteriore conferma del lavoro che stiamo facendo. Però ecco, ci sono tante cose che possiamo insieme migliorare per rendere più possibile il maggior numero di inserimenti. Una delle cose fondamentali delle nostre imprese che chiedono è il potenziamento delle attività formative, quindi la formazione della persona e soprattutto ecco, un rapporto meno formale, più sostanziale, quando gestiamo insieme le convinzioni di programma per favorire questi inserimenti, perché abbiamo visto che ci sono casi in cui la collaborazione, la discussione, la conoscenza sia delle capacità, delle competenze, delle abilità della persona con disabilità, sia la conoscenza del contesto produttivo, può favorire un rapido e stabile inserimento. In alcuni casi abbiamo avuto nostre aziende associate che ci hanno riferito che con questo sistema hanno ottenuto dei risultati di copertura di posti vacanti sorprendenti oltre le attese. Quindi ecco, anche attraverso questi strumenti si può migliorare, si può lavorare bene. Importanza anche della formazione che deve essere potenziata attraverso i tirocini. Sposiamo in pieno le proposte che ha fatto la Regione di rimodulare, di intervenire e di personalizzare di più i tirocini. Nell'ottica di incrementare l'occupazione del personale disabile e anche per ridurre gli esoneri, che fra l'altro sono strumenti previsti dalla legge, e sono connessi a contesti produttivi caratterizzati da difficoltà di inserimento per pericolosità o faticosità della lavorazione, quindi ci sono anche dei contesti in cui è difficile adattare il posto di lavoro e trovare soluzione, ma se lavoriamo come stiamo lavorando nel miglioramento degli incentivi, nell'adattamento dei posti di lavoro eccetera, e utilizziamo quei fondi che abbiamo a disposizione, perché abbiamo tanti soldi a disposizione e dobbiamo utilizzarli, non li abbiamo ancora utilizzati in pieno, forse il numero di esoneri e il numero di compensazioni territoriali. Un altro dato che è emerso è quello delle compensazioni territoriali. Cosa significa? Abbiamo aziende multilocalizzate che dicono ma preferisco assumere
in Lombardia o in Friuli piuttosto che in Veneto perché mi danno questa agevolazione in più o perché a volte il contesto produttivo lo consente. Alcune volte mi sono sentito dire da qualche imprenditore: sì, ma guarda che da altre parti danno certe agevolazioni che qui voi non date. È il caso dell'articolo 14. L'articolo 14 è uno strumento importante per i lavoratori che hanno particolari difficoltà di inserimento e anche per le imprese che hanno contesti produttivi difficili per inserire le persone. In alcune regioni con Termini hanno il 40-50% dell'assolvimento dell'obbligo, noi siamo rimasti il 30%, siamo stati pionieri nei primi anni 2000 nel costruire le convenzioni in programma, convenzioni di inserimento lavorativo, abbiamo fatto le convenzioni articolo 14, ora dobbiamo accelerare su queste cose, perché anche questi incentivi, questi strumenti, eccetera, sono tutti utili per rendere attrattivo e inserire le persone, perché vuol dire che quei 2000 lavoratori che potevano essere inseriti qua sono stati assunti in Lombardia e in altri territori. Quindi abbiamo fatto tanto insieme come parti sociali con la Regione Veneto nell'ambito delle commissioni preposte per migliorare questi incentivi e queste modalità per favorire gli inserimenti. Ora dobbiamo lavorare ancora insieme per rendere ancora più attrattivo l'inserimento definitivo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti per i vostri suggerimenti, i vostri stimoli, a cui certamente darà risposta l'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan. Grazie. Avviso tra parentesi, assessore, mi consenta di dire che è stato ritrovato un portafoglio, quindi lì in entrata lo potete trovare, è stato ritrovato, come troverete gli attestati di partecipazione. Prego. Allora io userò tempi europei, va bene? Così poi andiamo tutti a pranzo. 7 minuti dell'Europa. No, facciamo anche 5, a volte si parla in 3. Se uno ha qualcosa di intelligente riesce a dirlo anche in meno, quindi cercherò di dire cose intelligenti. Intanto abbiamo voluto fare questi momenti di approfondimento perché la complessità del tema è significativa, più significativa di qualsiasi altro delle questioni che trattiamo quando parliamo di inserimento al lavoro. Le persone, le disabilità, i luoghi, i soggetti. È tutto plurale e molto personalizzato. Quindi il primo tema, quando abbiamo affrontato la questione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, è stato guardiamo alla persona, con tutte le sue sfumature e dove la accompagniamo, un verbo, accompagnare. Perché quello che ci è stato restituito in questi anni era quello che non si può trovare un collocamento, lo devi accompagnare, sono percezioni e strumenti diversi. Ecco perché abbiamo lavorato su una programmazione che avesse multiservizio, più strumenti, molta dedizione alla attenzione alla persona, coinvolgimento di tutti i soggetti. Poi uno dei luoghi deputati è stata la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nella quale abbiamo identificato, perché l'abbiamo voluta, una sottocommissione dedicata. Quindi la personalizzazione è diventata anche l'attenzione di chi ci portava i temi, con una funzione di sintesi. Il secondo aspetto, oltre a questo approccio con al centro la persona e le sue specificità, è stato un grande dialogo, un grande confronto, privo di pregiudizi. Sembra una banalità, non lo è, perché alle volte le leggi, così come sono strutturate, sono grande opportunità, sono molti segni di civiltà, è stato detto questa mattina, ma ingabbiano. E qui c'è tutto tranne che l'ingabbiamento da fare. Terzo, abbiamo dedicato e spinto come ruolo della Regione del Veneto, per cui ringrazio dell'immane lavoro di grande pazienza che fa per noi il dottor Agostinetti, in piena sintonia e sinergia con Veneto Lavoro, che è fondamentale. Veneto Lavoro fa un super lavoro su questo, perché nella funzione che voi sapete tra pubblico e privato, che noi vogliamo sempre in una forma di grande
collaborazione, così dottor Temussi, che ringrazio per l'attenzione di essere qui, riporta a casa ciò che già sa di noi. In questa collaborazione e cooperazione però la funzione prioritaria di accompagnamento della fragilità nella disabilità è molto studiato da Veneto Lavoro, che addirittura ha dedicato nella sua riorganizzazione il case manager. Piace tanto al dottor Barone questa roba un po' figa, no? Di dire le cose così. Però è colui che si prende in carico in quella funzione di accompagnamento, dedicando. Ecco perché c'è stato un grandissimo lavoro. Quarta questione, abbiamo voluto una programmazione di respiro con il coinvolgimento di tutti questi soggetti. E in questa programmazione abbiamo le risorse che diventano per noi strumento di pubblico-privato per andare a dare le risposte. L'unica risposta, perché io se dovessi dire che ho personalizzato tutto questo, ho massificato un'unica cosa. A una domanda c'è solo una risposta. La domanda è: come posso aiutare la persona con disabilità? I soggetti che lavorano con lei, la famiglia che se ne occupa, il dopo di noi, i soggetti dedicati, tutto quello che poi potrei dimenticarmi. Una, provare a dare un progetto di vita che riguardi il lavoro. Quindi per me è importante che quella persona abbia una opportunità di lavoro, perché incide sul suo dato personale, psicologico, economico, di inserimento, di valorizzazione. E quindi perché ho creduto molto e sono stata fortunatissima, sono stata l'assessore che ha dato l'avvio all'articolo 14 della legge Biagi, perché il mondo me lo chiedeva. Siamo partiti da realtà come quella di Castelfranco e quella di Belluno, anche difficile quella di Belluno. Siamo andati a lavorare molto anche su situazioni complesse come quella di Rovigo, ma ci vuole sempre la persona, anche dall'altra parte, attenta e sensibile. E oggi quei numeri li dobbiamo aumentare. Ha ragione il dottor Beccati. Io, che voglio sempre fare la prima della classe, quando mi trovo un po' indietro, un po' mi indigno da sola. Ma perché? Perché noi non abbiamo, anche nell'ultima firma che abbiamo sottoscritto il 14 di febbraio del 2024, in sede di una cooperativa proprio a Castelfranco, dove nacquero alcune esperienze, ci siamo detti tra i vari soggetti c'è un'unica risposta che dobbiamo dare. Come possiamo trovare lavoro a quelle persone? Il lavoro a lui dedicato o a lei? La formazione a lui o a lei dedicata? L'opportunità di entrare in un contesto, è stato detto bello, perché io avevo scritto confortevole, no, accogliente. Accogliente. Perché questa è la nostra cultura. È l'avere quella persona e accompagnarla. Bene, tutti gli strumenti che abbiamo li dedichiamo lì. Quindi io aumenterò, lo dico così, vorrei molto e aumenterò l'opportunità per le persone di trovare lavoro attraverso un ampliamento dell'articolo 14 e delle convenzioni. Ampliamento per le diverse attività. Un'impresa non è una sola funzione, così come la persona non ha un solo bisogno. E quindi dobbiamo generare più commesse, perché le cooperative sociali di lavoro sono straordinari luoghi di accoglienza. Spesso, l'ha detto Sartore, in un'azienda, vedi, entri, abbiamo anche la persona disabile ed è lì, in un angolino. Sta meglio la persona di quell'impresa che sicuramente ha assolto il suo obbligo, o dentro una cooperativa dove quella persona si sente valorizzata nelle sue acquisite competenze maggiori e in un luogo che la accompagna? Questo è quello che dobbiamo fare, perché poi infine quell'opportunità di vita noi così gliel'abbiamo opportunamente data. Ecco, io vi ringrazio per quello che abbiamo fatto insieme. Queste conferenze permanenti, ringrazio la giornalista Manna perché a lei abbiamo chiesto di affrontare un tema che di solito anche in televisione non viene affrontato, se non con il caso critico, cioè il titolo del giornale. Disabile doveva essere assunto, non è stato assunto, l'azienda si è comportata male o la cooperativa lo sfrutta, perché poi parliamoci chiaro, di questa meravigliosa marea di lavoro continuo, serio, di attenzione, di sforzi, di situazioni difficili, non ne parla nessuno.
Allora abbiamo con il dottor Romano detto facciamo così, proviamo a chiedere a una giornalista che sappiamo essere brillante nel suo lavoro e che sa comunicare bene. Lei si è studiata tutto perché la conosco, non ho potuto ascoltarla ma la conosco e so quanto si prepari. Beh, io spero che anche dal punto di vista della comunicazione tutti noi, il vostro lavoro sia valorizzato per dare speranza a quelle 20.000 persone che ancora cercano un'opportunità e il nostro dovere è provare a dargliela. Grazie. Grazie Assessore.